e impegni. Segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, siamo in diretta per raccontarvi questa partita tra Arzignano e Lecco. Buon pomeriggio a tutti, 25esima giornata di campionato con il Lecco che affronta la seconda trasferta consecutiva. Ecco qua con me Rinaldo Maglia, ciao Rinaldo, bentornato. Buon pomeriggio a tutti e mi raccomando in chat, oggi giornata uggiosa, quindi magari siamo di più. Partecipate attivamente e fattivamente. Bentornato anche a Stefano Menegatti, ciao Ste. Ciao, buon pomeriggio. Qui per raccontarvi questa partita in regia Fausto Riva, salutiamo anche Paolo e Benedetta che ci seguono dalla regia oggi. Il nostro Albino Alborghetti è ad Arzignano. Vedo Fausto non si riesce a perfezionare il collegamento. Perfetto, allora vi do subito le formazioni, dopodiché entriamo subito a commentare questa partita importante, come ormai diciamo da ogni partita è un paio d'anni. Da un paio d'anni, però questa è fondamentale perché la classifica insomma è diventata, diciamo che è diventata deprimente. Come diciamo circa da un anno, e oggi dobbiamo fare punti. Oggi dobbiamo fare punti, un po' più di quel punticino che stiamo facendo nelle ultime partite. Che bello il campo. I 3 punti. Guarda che bello il campo un pannellone sportivo dell'oratorio di Arzignano. Allora le formazioni. Sembra Vinovo? Le formazioni con l'Arzignano che schiera, ve li do in ordine di numeri, poi vedremo come si schiererà perché abbiamo qualche dubbio di formazione per quanto riguarda la formazione di Giuseppe Bianchini. Boseggia, Rossoni, Bordo, Lacti, ex di giornata, avete letto l'intervista del nostro Matteo Bonacina, della nostra Benetta Panzeri su LCN Sport ieri, Lunghi, Benedetti, Cariolato, Minesso, Boccia, Boffelli e Milillo. Risponde mister Gennaro Volpe che schiera Furlan in porta, dietro ci sono Marrone al centro con Martic e Ferrini, Grassini a destra, Critta a sinistra, in mezzo Marino con Mezzali oggi Di Gesù e Frigerio, davanti c'è Galeandro in appoggio a Scipos. Vi convince questa formazione? Ve lo chiedo subito Rinaldo? Se decidiamo di attaccare tutta la partita, sì. Allora, se facciamo per assurdo, ipotizziamo che la fase difensiva non esiste, dici non ci sono. Se riusciamo a attaccare tutta la partita, sì. Stavo anche guardando la panchina, effettivamente a parte Galli, Attis è una specie di trequartista esterno, esatto. Di Dio è fantasia pura. Attis, tra l'altro, bella forza fisica, sì, no, bella struttura. Da quello che ho intravisto, da Mezzala a sinistra dovrebbe. Non è malaccio. E poi chi c'è nient'altro. Perché Cavallini non lo conosco bene in realtà, è giovanissimo. Cavallini in teoria non era l'esterno per fare il cambio Critta, mi pare. Può darsi, sì. Al posto di Beghetto, Polito a centrocampo. Abbiamo visto in centrale, al limite può spostare magari mettendo un centrale. C'è Galli dietro. Però, ecco Galli. Vabbè, potrebbe Galli è stato dimenticato così in Martic, fretta, ragazzi. Martic a metacampo. Martic con Polito allora, dietro. ti dico che secondo me Martic andrà a centrocampo quando Battistini sarà pienamente recuperato, da mettere dietro. Intanto abbiamo Albino. Albino, ciao! Ciao, buongiorno. Buongiorno, allora vediamo un bel sole lì ad Arzignano e ti invidiamo un po', non so se si sta bene. No, guarda, il sole è uscito da 3 minuti. Okay. Giusto per il collegamento, insomma. Sì, fa freddino ma non piove, quindi bene. Bene. Allora, che atmosfera c'è lì ad Arzignano, Albino? Noi vediamo, c'è solo il tribunone, quindi non c'è... No, c'è una tribuna che è quella che c'era in tutti gli altri anni e poi hanno aggiunto delle gratinate tipo quelle prefabbricate guardando la tribuna di fronte e sulla destra ci sono i tifosi del Lecco che è proprio la parte dell'ingresso, sono accomodati lì. Allora, una partita, Albino, dicevamo, ormai lo diciamo ogni domenica, ovviamente molto importante, ogni sabato che sia, per il Lecco che deve tornare a questa maledetta e benedetta vittoria esterna che manca da tantissimo tempo. Oggi, insomma, Volpe cerca un po' di continuità perché ci sono poche novità di formazione, no? Frigerio che parte dal primo minuto, forse una delle... però adesso, sì, è vero, però adesso non può più accampare il nostro mister delle scuse perché... se esce Frigerio può entrare Attis che è un gran giocatore secondo me. Sì. E quindi ha tutti i cambi da poter effettuare. Quello che su cui si deve lavorare è la convinzione, l'approccio e la convinzione. Assolutamente. Le squadre, lo state vedendo, sono già scese in campo, sono per battere il calcio di inizio e allora qui c'è un'atmosfera in tribuna da festa di paese, adesso per inciso. No,
Però noi non dobbiamo guardare queste cose, dobbiamo guardare quello che dobbiamo fare noi. Adesso noi dobbiamo calcolare che stiamo giocando tra i out, scusami, e che abbiamo un punto di svantaggio rispetto alla Pro Patria, perché siamo a 7 punti mi pare dalla Pro Patria. Sì. Se fossimo 8 non saremmo in questa zona, quindi va guardato tutto questo e giocato con l'attenzione. Oggi hai detto bene, sono finiti un po' i tempi delle scuse, oggi bisogna assolutamente dare una risposta. Ma anche noi nei nostri commenti, noi dobbiamo commentare la realtà è questa, pensare a prima, dopo e dopo. Prima era prima, dopo non lo sappiamo, dobbiamo pensare adesso. E questo dobbiamo al presente. Dai, ti lasciamo là perché sta per cominciare la partita. A più tardi, Albino, grazie mille. A più tardi, ciao. Giustamente bisogna, no, come dice Albino, oggi dare delle risposte al di là dei punti e risultati, però le ultime prestazioni non sono state, ragazzi, cioè, assolutamente. Tanto non so cosa stanno aspettando il direttore di gara, che è il signor Angelillo, nome che ci potrebbe ispirare. La contemporaneità, no? Dici? Di cosa? Delle altre? O l'ok del bar. Da quando mai? Si fa? O l'ok del bar. No, del bar, secondo me. No. Se aspettano quello stiamo freschi. Scusi a caso. Quindi anche loro tra dietro. Non so, manca qualcuno, non sappiamo che cos'è. Intanto ecco il 3-5-2 dalla regia mi suggerisce Benedetta con Boseggia, Rossoni, Milillo, Boffelli. Sì, infatti Boffelli, Rossoni a centro. Boccia, Lacti, Bordo, Benedetti e Cariolato, la formazione dell'Arzignano ovviamente li stiamo dando. Minesso e Lunghi in attacco. Minesso è appena arrivato dal mercato, insieme anche a un altro attaccante che è Yallow, che è arrivato in settimana. Allora, le partite di oggi: Arzignano Valcampo Lecco, in contemporanea si giocano Pro Patria Albino Leffe, Virtus Verona Padova. Poi alle 5:30 Alcione Caldiero, Renate Vicenza e Trento Union Clodiense. Gli scontri che ci interessano in qualche modo, dici? Sì, assolutamente sì. Allora, ci sono già diversi nostri amici che ci seguono. Cinzia, ciao, forza Lecco dai ragazzi. Denis, ciao Stefano, ciao Denis. Roberto, forza ragazzi, oggi si deve assolutamente fare punti senza ma e senza se, e anche con un po' di quella voglia a cui faceva riferimento Albino. Oggi dobbiamo vedere qualcosa, dobbiamo vedere. Critta va, scambio con Sipos, male il ritorno, però se non qualità comunque dobbiamo vedere la voglia, la grinta, no? Sì, no, già ci eravamo buttati in su, intanto Rossoni rimesso laterale, ma c'eravamo già partiti con l'impostazione da dietro. Marrone capitano, che penso sia il capitano vice dopo Battistini, perché ormai tutti gli altri fascia, però. Non lo so, non so così sicuro, mi sembra qualche mezza partita, però essendoci Lepore fuori rosa, non ha ancora ceduto, non c'è più Zeliak ceduto, forse era capitano anche l'ultima volta, sai, non mi ricordo più. Zeliak non ceduto, ma la mia memoria non mi aiuta. Sì, può essere, però credo di sì. Diciamo comunque il capitano decide. Allora, ciao Roberto, ciao Paolo, che solleva il problema di cui parlavamo prima, con Di Gesù e Frigerio da mano nei capelli il centrocampo, uno tra Attis e Di Dio, che è entrato e aveva fatto bene, avrei provato invece dei due paracarri di Gesù e Frigerio. Ma il problema è che non sono qua a ruolo, cioè Di Dio è un esterno e Attis è un trequartista, quindi. Tanto no, spieghiamo perché abbiamo fatto le facce mentre si schiava, perché i nostri non riuscivano a disporsi nemmeno per la foto, ragazzi, però non riuscivano a disporsi per la foto, mentre Albino parlava di dobbiamo metterci le idee tutte, vedevi loro che non riuscivano a mettersi in ordine per la foto, ciò che non è stato un bel momento. Ma se buongiorno si vede dal mattino. Sì. Rimesso in zona d'attacco per loro. Mettiamo fuori, si possa farlo su di lui, non sanzionato. Ora Arzignano che tiene lì la palla, c'è Grassini sull'esterno che riesce a disimpegnare e guadagnare la rimessa laterale. Poi inquietante comunque il campo di Arzignano, con lato davanti alla tribuna con solo cartelloni pubblicitari, ragazzi, neanche a... dicevo prima un po' a Vinovo, no? Che ha i palazzoni di allenamento. No, pure più che altro a Vinovo, a Bergamo. Tommaso dal Molin. Come si chiama quella di Bergamo? Quando andiamo a giocare di solito a Bergamo. Leffe. C'è un po' quella situazione lì. Zanica, ecco, grazie a Fausto. Non ci veniva. Sì, sembrano questi divisori tra campi d'allenamento. Tanto adesso è l'Arzignano che ha preso palla, Milillo, Rossoni che lascia Boccia sull'esterno,
passaggio sul fondo, Ferrini, il salvatore della patria di domenica scorsa, che rilancia alla rimessa laterale per i blucelesti, oggi in maglia granata con Volpe che in piedi davanti alla panchina dà qualche indicazione a Ferrini. E oggi deve arrivare un po' la svolta anche per Volpe stesso, no? Perché a parole sì, ok, ma fino adesso abbiamo visto veramente pochino. Adesso, come faceva giustamente notare, no? Albino, Rinaldo, ci sono tutti, sono arrivati anche i 7-8 giocatori del mercato, non è più alibi. Beh, basta vedere oggi ci sono Ferrini, Grassini, Martic, Marino, cioè già 4 titolari. È cambiata già la squadra, no? In un mese. In panchina hai Attis, hai Didio, dei nuovi cavallini, vabbè. Senè, che abbiamo visto poco finora, ma quando è entrato, fatto vedere comunque, no? Sì, manca sempre quello che è mancato anche quest'estate, cioè l'attaccante, che è fondamentale. Sì. Però, diciamo... vediamo se Galeandro torna un po' ai suoi livelli, come in parte ha mostrato, no, settimana scorsa. Frigerio bene sulla sinistra, però costretto ad arretrare su Marrone che a testa alta. Marrone può essere un fattore perché da dietro può impostare l'azione. E quanto ci è mancato? Galeandro che cerca di divincolarsi, perde un brutto pallone, Arzignano che però non riesce tanto loro abbottonatissimi dietro, no? A cercare di far densità e anche a cercare probabilmente di ripartire veloci per prendere un po' in velocità la difesa del Se entrasse Attis mi piacerebbe quasi vedere Galli e Marino davanti alla difesa con Attis trequartista. Secondo me potrebbe essere, perché Marino è il regista, Galli potrebbe fare da mediano disimpegnandosi dal ruolo di regista. Ragazzi, Galli è sparito dalle scelte di Volpe, io sono un po' perplesso. Ma il fatto è che anche lì capire perché Galli sparisce sempre dalle scelte di chiunque. Attenzione Arzignano che avanza con l'Acti dalla destra, il cross sul secondo palo, per fortuna lungo, ma arriva alla battuta il giocatore Arzignano che credo sia Boffelli, non lo so. Il 13 o 33? 13. 13. Il 13 che era Cariolato, sì, l'esterno. Da esterno, da quinto a quinto, come dicono quelli bravi. E al quinto minuto, tra l'altro. Quello che si vede è... bisogna capire quanta attitudine hanno i nostri quinti a tornare. Beh, in teoria sono 2 terzini, quindi... mentre Didio, che abbiamo visto settimana scorsa, è molto più... Stavo osservando questa cosa. È molto più alto Didio di solito quando entra. Angolo da sinistra, cross verso Furlan che ributta fuori il pallone con i pugni. Dietro c'è il Benedetti che alleggerisce. No, per tornare al discorso di Galli, la cosa che a me fa un po'... Io non vorrei che ogni volta in prossimità del mercato, se ci fate caso delle finestre di mercato, Galli finisce fuori. Lo mettiamo in anteca, eventualmente per cederlo. Sono quindi tutti discorsi, tra virgolette, extra calcisti, extra campo, secondo me, extra tecnici. Però in teoria, finito il mercato, dovrebbe rientrare nelle scelte allora. È un po' come leggevo stamattina di Cambiaso, che la Juve ha detto non lo fa neanche allenare, visto che lo vuole il City e Guardiola indeciso. Intanto brutto fallo su Galeandro, fischia il signor Angelillo, che però devi ammonire se fischi ammonisci. Infatti Grassini protesta a gran voce perché poteva partire in contropiede. Marrone pure protesta. Se non dai il vantaggio è per ammonire. Sì, perché comunque si poteva configurare una buona ripartenza. No, Grassini aveva da metà campo in su aveva almeno 20 metri di spazio per salire. Lascia correre piuttosto. No, tornando al discorso che dicevi della Juve di Cambiaso, se il Cambiaso visto nelle ultime partite, meglio anche che non... Sì, per dire che addirittura non fanno nemmeno allenare, da quello che ho capito. Ma ormai è il mercato che fa, ragazzi, le scelte. Eppure sentivo anche Bocchetti del Verona che parlava del fatto che non vedono l'ora che finisca il mercato. Sì, però prima chiedi Monza? No, Monza, sì. Prima chiedi perché gli hanno venduto Maldini, tra l'altro, che nel suo piccolo era uno dei 2 titolari da davanti. Sì, però da una parte o chiedi i giocatori o non vuoi il mercato, decidano anche gli allenatori cosa dire ogni tanto. Volpe non può lamentarsi del mercato, visto che è il primo che ha chiesto a gran voce acquisti. Quindi... Gliel'hanno dati e tutto sommato, non dico prime scelte, però non sembrano neanche male, no? Critta, se ne vai, qui c'è il giallo, Qua c'è il giallo! Questa è ammonizione. Sì, ammonito. Milillo? Boccia. Critta, allora, primo che finisce... Critta con una partenza degna del Teo di 2 anni fa, 3 anni fa, perché ormai Teo Bonacino? Teo Hernandez, anche Teo ormai è sparito da un paio d'anni.
parte per vie centrali e boccia che in un fallo stupido, perché ormai Critta si era spalmato su Benedetti. Qui, allora, dopo aver coniato, sentite se vi piace questo, dopo aver coniato la criptonite quando tira da fuori, Oh signore. quando parte così palla al piede va critto per critto. Comunque. Allora, torniamo ai nostri amici da cá. Vabbè, Critta ha sottolineato Bitcoin. Oh mamma mia. Che brutta questa È palla. una criptovaluta. È una criptovaluta. Allora, Robert Mendoza. Ci stanno per demonetizzare Dove il si può canale. vedere la partita? Vabbè, dai, ok. Robert Mendoza sarà parente del nostro Mendoza. Su Sky, dice Dennis, però ve l'ascoltate anche. Mettete su Sky, togliete il volume e vi ascoltate il nostro commento. Mettete in pausa 2-3 minuti Dice per il lag. pubblicità, per il torniamo lag. subito. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Di azione provvidenziale sul tiro di lunghi e calcio Ferrini, d'angolo. angolo battuto, Furlan smanaccia e toglie dalla testa di un giocatore il pallone, giocatore avversario. Poi ci prova Frigerio a rilanciare il più lungo possibile, ma non c'è, sono giocatori del Lecco. Solo Arzignanesi si dice, sì. Palla dentro, buttata fuori da Comunque, Martic. pericolosissimo quel calcio d'angolo, ragazzi, perché Sì, per quasi poco- sulla linea di porta Furlan ha dovuto smanacciare. Tanto proviamo a salire, intercettata la sfera, riparte Arzignano, attenzione, la palla non è uscita, si allunga, va in copertura Marino che costringe all'errore. Ecco che riconquista palla, Frigerio appoggia a Critta che è un po' l'unica arma che abbiamo al momento. Critta lancia lungo direttamente su Boseggia. Super io piano, vedo- tu se ne dite un'altra stacco. No, Denis, a noi alle nostre battute. Guardate che ci stanno per demonetizzare il canale. Vabbè, riteniamo, sta succedendo niente, ragazzi, questi primi 11 minuti, cioè due tentativi dell'Arzignano Due cose. murati, Due ma cose, noi per adesso credo. veramente poco. Tocchiamo troppo la palla, cioè la palla non gira, cioè quando la prendiamo la teniamo lì, poi la diamo a quello di fianco. Manca sempre gli ultimi 30-35 metri, Sì, non ma- solo la qualità, ma anche Marino, anche qua, le idee. Iniziativa personale, teniamo lì la palla, chi la prende la tiene lì. Grassini vicino a lui Marino, limite dell'area, Marino la conclusione alta. E da un Alta la lato teniamo funzione di lì Marino, troppo la però palla. ci facciamo vedere dalle parti della difesa dell'Arzignano, Dicevo, dalle parti di Boseggia. teniamo troppo la palla e la facciamo girare troppo poco, secondo me, e da un lato. E poi dall'altro lato io li vedo molto preoccupati in campo di tenere la posizione, vedere, fare, cioè probabilmente l'allenatore gli ha dato delle direttive che loro sono troppo preoccupati a rispettare. Vedo anche questo aspetto qua. E poi lanci lunghi, cioè a un certo punto boom, buttiamo sulla palla così un po' alla... Martic in difficoltà, attenzione, per fortuna. L'arbitro fa segno, niente, ma Segno di niente, forse è caduto da solo il giocatore, però Martic ha fatto una stupidata, ha lasciato rimbalzare il pallone e il giocatore Arzignano si è infiltrato, sono entrati in area di rigore, a un certo punto è andato giù steso. Per fortuna non è stato visto nessun fallo perché Martic qui ha fatto un'ingenuità colossale. anche recuperiamo palla al limite. Sì, con Di Gesù che non ha spazio per il tiro, appoggia Grassini Che sull'esterno densità che fanno destro, loro, mamma mia. cerca il fondo, Grassini, doppio passo, non riuscito e poi il rimpallo che lo sfavorisce. Fanno Fallo una in densità fondo. incredibile, veramente tantissime maglie dell'Arzignano dietro. fanno 5 dietro, Diventano 8 però, c'erano 5. 5 più i Sì. centrocampisti che... Veramente a cercare di non dare linee di passaggio pulite, già a noi che tra Martic qua Qua ha rischiato tantissimo. Chi era Minesso? tantissimissimo perché la maglia del giocatore arzignano ma- è stata È tesa, tirata una mezza trattenuta gli e aveva lì dato. la fischiano sempre se la vedono. C'è andata di lusso al 12°. Non so se però era in area, perché era quasi al limite quella trattenuta. E comunque ancora boccia, il cross, troppo su Furlan.
per fortuna. Comunque iniziativa dell'Arzignano in questi ultimi 4-5 minuti. Marino un po' più partecipe questa settimana, quest'oggi rispetto all'ultima gara dove era spesso e volentieri saltato. Ecco. Va al lancio su Sipos che si Ma allarga, non mi piace sta cosa qua. Adesso mi arrabbio. Cioè, teniamo la palla e poi buttiamo su. È già la terza volta che lo facciamo. È perché non abbiamo gioco. Cos'è una roba qua? Cioè, non devi devi giocare, non devi si giocare muove. con i tuoi compagni e far passare la palla e la palla devi girare. Non tenerla Critta e poi buttarla su. intercetta, ma poi Galeando non riesce, però recupera Marino. Gioco fermo. Per Sto cosa? facendo veramente molta fatica in fase di costruzione, più del solito tra l'altro, ragazzi. Poi invece di vedere al momento invece di progressi, questo primo quarto d'ora stiamo faticando molto. Io continuo a mettere il sospetto che ho detto nell'ultima giornata e che ho da un po' di tempo. Cioè? Che Volpe... Che siamo scarni. No, Volpe le minga boom. Al momento si sta vedendo poco, con tutto il bene che possiamo volere. Sì, ma il problema è che questo al momento dura da ottobre. Quando è che è arrivato lui? È già tanto che arriva, sarà più di una quindicina di partite, vado a memoria. Ma... se ricordo bene... È arrivato alla 12ª giornata, siamo alla 25ª. Se dopo 13 partite ancora... se dopo 12 partite lamentavamo di Baldini che non avesse dato un gioco, Volpe ne ha fatte 13 di partite. Per adesso ti dico che Volpe si è visto più gioco prima. Baldini è sotto media. Assolutamente, per adesso si è visto più di... Però ma neanche sulla... Dai, con Baldini ma non si può. Il lamentela con Baldini è che eravamo troppo giù rispetto ai playoff. Con Volpe la lamentela è che stiamo andando ai playout pieni. Cioè, assolutamente. Non che sto difendendo Baldini, per carità, per carità. Però vabbè, poveraccio, che t'ha fatto? Non è che qualcosa qualcosa. Però qua non si può, non facciamo niente. Se dalla padella finiamo alla braccia. Tra l'altro non pressiamo. Abbiamo di fronte una squadra che sta buttando via un sacco di palloni, cioè non mi sembra tutta dietro abbottonata a non prendere gol. Non mi pare è andata 2 o 3 volte. Perché qua uno schema sulla rimessa, non sappiamo a chi darla. Ma dai. Arzignano si è fatto avanti un paio di volte sull'esterno, soprattutto a sinistra, poi per il resto sta cercando un po' di vivere, no, sui nostri errori. Dai. Che ormai le squadre avversarie lo sanno, no, che concediamo. Gassini non sa chi dare la palla. Sì, non c'è movimento senza palla. Teniamo la palla in una maniera incredibile. Ma non c'è movimento senza palla. Sembriamo la nostra cara Juve. Quindi... Ferrini profondo verso Galeando. Giallo per il 18. Ma a palla lontana però, Sì, dopo che ha Serminesso. Dopo che Ferrini ha lanciato verso Galeandro. Probabilmente un pestone. Probabilmente è arrivato in ritardo. Vediamo adesso qui Ferrini che la dà. Ah sì, il pestone. E poi gli dà un pestone. Tra l'altro c'era fallo anche del 4. Posso dire sinceramente, preferivo il fallo dopo su Galeandro che questo giallo che non ci stava sinceramente. Era più giallo il primo, quello... È arrivato in ritardo, ma... Era più giallo quello per cui ha fermato l'azione dopo pochi minuti. Vabbè, niente, Marino. Scelte un po' cervellotiche qui di... Intanto vantaggio dell'Albino Leffe a busto con la Propatria, no? Annullato? Marino, Critta vicino a lui, poi ancora Marino. Abbiamo battuto male questa punizione. Eravamo in area di rigore e torniamo nella nostra metà campo. Grassini c'è vicino a lui, lo scambio per Friggeri invece si va al cross direttamente. Anche qua, 17esimo, 0-0. Scelte. C'era la punizione da buttare dentro, non l'abbiamo buttata dentro. Poi facciamo un'azione e da 3 quarti buttiamo la palla. Ma la vera domanda è, secondo te scegliamo? Sono scelte o andiamo un po' casualmente? Attenzione, Arzignano limite dell'area, l'apertura per il numero 6 Lacti. Palla dietro, il servizio in area, si gira bene, palla però troppa flebile. Facilità però ragazzi, troppa facilità. Facile la conclusione di Minesso per Furlan. Bravo Marrone a disturbarlo, ma lo hanno pescato sul discatto dell'area di rigore senza alcuna difficoltà. Tra l'altro passaggi al rallentatore, come facciamo? Elementari. Tutti fermi, 8 personaggi in maglia granata, tutti fermi. Via con la palla, dai. Ferrini, non Marrone che lo ha fermato. Grassini dalla destra. Punta il giocatore diretto, va sul fondo, il cross, era bello questo, non passa però Galeando, poi combatte, con il fallo no, Arzignano fermato lì da Martic, poi c'è un fischio, per il precedente fallo probabilmente. No, stavolta Grassini non aveva messo un butto pallone, peccato che
come dicevi tu Stefano prima, nell'agglomerato di giocatori alla spuntata quello da Arzignano. Grassini come sta giocando al momento ci chiede Supertia 91, male per adesso, ha avuto una chance, ci sta provando, ci ha provato a destra ma è andato a schiantarsi, poi non ha preso neanche il calcio d'angolo per sfortuna, insomma. Vabbè, quest'ultimo cross non è stato malvagio. Quest'ultimo... Attenzione, Di Gesù stava per rischiare una brutta palla persa, invece riesce a recuperare. Allora andiamo in pubblicità mentre a terra è Marino e torniamo subito. Chi va alla ricerca della purezza. Ma fischia, sembra non ho capito. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Entriamo, c'è stato un fallo. Questo era un fallo di Bordo, non che- fischiato. No, non fischiato, diretto sul ginocchio di Marino e neanche fischia fallo. Cioè, Marino che poi è rimasto a terra, ma insomma ci stava tranquillamente. sì, era più giallo questo di quello Sì, precedente su Ferrini. sicuramente ci stava il fischio, no? Poi Quello è scuro. Tanto adesso Boccia sembra per la rimessa laterale. Palla che verrà restituita perché il Lecco l'aveva messa fuori per soccorrere Marino, visto che il signore Angelillo non aveva fischiato nulla. Su! Martic dalle retrovie con Marrone. Dai, avanti. Marrone attende, serve Martic che appoggia per lo scambio Grassini, riescono a uscire da un doppio contrasto, Grassini allarga per Frigerio in posizione di ala, non riesce a passare il cross, ribattuto, riconquista la sfera Frigerio sempre sull'esterno destro, il cross nuovamente ancora sbagliato, poi riconquista palla, Lunghi, vediamo, Marino lo contiene col fallo probabilmente di Marino, intelligente perché gioco poteva fermo. ripartire l'Arzignano che riparte adesso con Denis, Lacti. che tempo c'è oggi, mamma mia che sonno. Tempo è brutto, piove. Allora facciamo qualche altra battuta così la chat si arrabbia e teniamo... Motiviamo un per po', vedere il perché qua, livello, ragazzi, guarda il livello, se l'è trascinata fuori da solo senza motivo quello da gira sta Arzignano. palla. sì ragazzi, Via, loro via, veramente gira. sembrano, tra anche Vai, su. al cospetto delle ultime che abbiamo affrontato, anche Novara, Triestina, c'è il loro livello nettamente Ma guarda inferiore. lì, ragazzi. Buttiamo via palla, scavalcare il Come si centrocampo. fa a fare così? Ma almeno puntare a servire Sipos almeno, invece no, continuiamo a cercare Galeandro. In questa prima del dopo Ionita, tra l'altro. Buttare di- su palloni così alla di cannone. stimolo sull'argomento Ionita che è andato alla Triestina, insomma, finita un po' anche Maluccio, rimpianti. A prescindere da quello che poi ha risposto Ionita e quello che può essere successo con Ionita, brutta figura della società. Sì. Brutta figura della società. Guarda qua. Quantomeno stai zitto, fai superiore, non dire ma... Non sono state bellissime le parole. Cioè, dire quelle cose. Poi Ionita può aver fatto o non aver Francesco fatto, Ionita ha risposto al suo modo, non mi interessa. Ma una società seria non sta lì a fare queste frignette da bambini dell'asilo. Sembrano più che altro schermaglie tipiche da social, ma non da... Sì, no, ma cioè- evita, cioè... Sì, io sono d'accordo Marino... con te, non avrei detto niente. Cioè, Marotta ha mai fatto un post del genere su un ex giocatore? O Galliani, cioè dai. Poi anche il giocatore, anche l'allenatore che lo schiera come capitano E poi contro la dopo, Triestina, 3 giorni dopo contro va la via. Triestina, Contro la Triestina, cioè, bravo, capito? si Anche porta lì, beffa anche. anche lì, cioè, boh. Stimoliamo i nostri amici da casa, diteci cosa Chiaro. pensate sullo Ionita Gate, lo soprannominiamo così, lo ribattezzo così. Cioè, per me, secondo me è quello Tra che... l'altro oggi magari va con la Triestina segna una doppia. Può esserci stato di tutto, può aver fatto le richieste per sud del mondo, ma tu, A Lumezzane. zitto, lo vendi, arrivederci. E fai un post grazie, come lo hanno fatto per Rocco, ad esempio, che grazie a Rocco di cosa? E invece così fai, vabbè. Attenzione a destra Arzignano che loro. parte Lunghi sulla destra, il cross, mamma mia, cosa stava facendo Martic? Stava per fare un autogol da karateka, poi la mandò che la messa sul palo. Ma l'utilità stava andando fuori quella palla comunque, guardala. Lunghi, crossa, dal limite. Vediamo cosa ha combinato. Arrivava dietro Minesso. La presa d'esterno che È andata a quasi, fil di palo. che quasi la butta dentro. Non so se vi ricordate uno di quei gol di Ibra tipo karateka d'esterno, Sì. uguale, ma lui la stava mettendo in porta. Mamma mia. Dai.
Però questo dà ragione al discorso di prima che hanno paura in campo. Cross, la palla dentro rete dell'Arzignano. Dell'Arzignano. Fanno quello che vogliono, fanno. Dietro. Milillo. Belle statuine dietro. Quello che vogliono, torre, passaggio, tutto di testa e noi lì a guardare. Sono preoccupati, sono troppo preoccupati di stare. Ma ragazzi, così si va dritti in Serie D, però. Ma così segniamo pure noi. Cioè, noi tre, se ci mettevate dentro noi tre. Io sono una pippa. In qualche modo ma riusciamo a fare, cioè, uguale. Da buttarla dentro, no? Mamma mia. Cioè, guarda, vediamo. Vediamo il cross di Bordo, poi un colpo di testa e poi dentro Milillo, bello, libero. Marrone lo guarda da dietro dicendo: ma questo chi è? E Milillo che va a segnare. Erano in 2 sul primo palo che potevano fare quella specie di dietro spizzata. Sono troppo preoccupati a tenere delle posizioni che non capisco. Sì, però il fatto che siano preoccupati vuol dire che anche caratterialmente sono degli zero. Madonna, ragazzi, cioè, no. Se hai paura di un allenatore, ma no, secondo me hanno paura un po' di tutto ormai. Ma paura della loro ombra. Ma non si può continuare a buttare su palloni in questa maniera, adesso mi arrabbio veramente tanto. Non c'è nulla di nulla in Vada a centrocampo e butti sul pallone così, è un po' quella maniera, ma no. Non c'è un'idea, non c'è nervo, non c'è niente. Non c'è niente, ragazzi. Qua anche una squadra modestissima come l'Arzignano, senza strafare, prima o poi il gol te lo fa. Va in vantaggio e adesso diventa tra l'altro probabilmente il solito psicodramma per noi. Vediamo. Palla dietro Martic. Una squadra impresentabile. Marrone. Scrive Alessandro. Voglia di vincere paragonabile alla voglia di tornare al lavoro dopo le ferie, Paolo. Daniele, nessun rimpianto sugli Unita, difesa in stile presepe. Paolo, Alessandro Milillo non aveva fatto mai un gol nella sua vita. La nostra specialità è far segnare gli zombie. Cambia, vai. Segnerebbe anche il mio gatto contro di noi, ragazzi. Ferrini per Critta. Dai calci piazzati. Critta è da solo, prova a saltare l'uomo di fronte a lui. Gatto che non ho, tra l'altro. Quindi... Nessuno che lo aiuta, arriva al raddoppio, quasi perde palla e la perde, perché da solo non può fare non tutto. C'è movimento, quindi anche il buon Critta che lì si gira, si volta 3 volte e non trova un passaggio pulito, un uomo libero, un compagno. È l'emblema, no, delle difficoltà che abbiamo. Madonna. Stop di ginocchio inguardabile di Di Gesù, palla che rimbalza e finisce a Marino, al limite dell'area. Marino in mezzo a 3 uomini, costretto ad arretrare. Martic, profondo per Frigerio, dentro l'area. Dai, fatti stendere almeno. Poggia fuori a Grassini cerca il cross sul portiere Boseggia che abbranca la sfera. Ragazzi miei, sono veramente... Ve lo ricordate la coppia del Bari? Gazzi a Mauri, ve la ricordate? Gazzi a Mauri. No, più che altro perché qua non abbiamo minimamente la testa di una squadra che poi lotta per non retrocedere, quindi andiamo giù come un piombo. Sì. Continuando così fa in tempo a recuperarci pure l'Union Clodiense, ragazzi, se ne vince 2 si rimette in gioco. Cioè, quindi... fuori un po' di quella cosa, dai, una reazione, qualcosa, non c'è la qualità, lo sappiamo, va bene. Non è vero, il problema è che non è vero, ci sarebbe anche la qualità. Non c'è la qualità tattica, dico. Non c'è la qualità tecnica, ci può essere. Non c'è l'organizzazione, ma non è squadra. Però dico, almeno tirare fuori, sai, di riffa di rafa, la butti sull'agonismo, no, manco quello. L'agonismo è proprio la principale mancanza di questa squadra. Dai! Frigerio va sul fondo, poi... segna! Un gol clamoroso di Frigerio? No, c'è fallo. Come fallo di mano? Ha fischiato il fallo. No! Frigerio ha battuto un giocatore prima di ha fischiato il fallo precedente. Aveva fatto un gol che non farà mai più nella sua vita. Ha sbagliato il cross. Precedente. No, poi dopo di esterno, ha sbagliato il cross. Dalla linea di fondo. Sembrava che l'arbitro non avesse fischiato. Le proteste dei blucelesti, ma qua è stato il guardialine proseguita e poi adesso vediamo se ce la fanno rivedere. Gli ha dato il fallo. Secondo me ha fischiato fuori il Frigerio perché mette le mani sul giocatore che va, si stende a terra, poi lui entra in area, sbaglia il cross e segna. Vediamo se c'è il replay. Grande azione personale qui di Frigerio, però, che ne fa fuori 2 in dribbling. Questo è fallo. Sì. Questo è fallo. Poi dopo calcia, segna. È fallo, te lo fischiano sempre. Se non tieni le mani a posto, fatto correre, se non tieni le mani a posto te lo fischiano. È stato un pollo Frigerio perché l'aveva già saltato, non era necessario, invece gli ha messo il braccio sopra. Quindi se tu appoggi l'altro va giù te lo fischiano sempre, anche in area di rigore te lo fischiano sempre.
Poi questi non fischiano, questo adesso ho bruttissimo, fischiato, però, sì. Io non dico che ci fosse o meno il fallo, però te lo fischiano sempre. Qua ammonito? E penso proprio di sì. Ha dato una Sì, falciata Chi a era? Frigerio. Hai in mano due cartelline. No, chi è Lollo? Attenzione perché Era già stato munito? Attenzione, Aveva già attenzione. il giallo? Già ammonito. Vediamo. Minesso. Già munito? E l'Arzignano finisce in 10 al 29esimo. No, questo è rosso. Questo è giallo. Questo non è fallo, Fanno ma rivedere. metti la mano sull'avversario. Qua. Ma no, dai, però non lo so. È fallo. È dubbio, molto dubbio. Bisogna capire se Ha messo il braccio sull'avversario, della fallo. spinta. E questo è rosso. Questo è giallo, quindi era già munito. Quindi era già ammonito, è rosso, giusto? Infatti non ha potestato neanche. Sì, Su chi ha fatto fallo? Su Marino? giallo. Su Frigerio. Vabbè, adesso vediamo se magari contro 10, Ce la facciamo? non lo so. Ragazzi, però, se nemmeno adesso riusciamo a raddrizzare sta partita. No, ma 60 minuti, ce ne stiamo 60 a casa. minuti contro 10. Dai, su. Mettiamoci un po' di baricentro, qualcosa. Questa espulsione però ci riaccende, Dai, sento dai, anche la nostra regia che si anima su questa espulsione. Vedi, ai diciamo danni che dell'Arzignano. gli va anche bene al Vai. Arzignano perché è un giocatore, è un attaccante, quindi non deve fare Critta la cambi. palla sul Critta. destro. Dove va? Mamma mia. Dai, su. No, adesso Dai, devi la palla vincere sul la destro, partita. ragazzi. Su, avanti. Marino, l'appoggio per Martic. Grassini dietro per Martic. Non vedo niente. Si riparte da dietro, dai. Avanti, su. Chi è Adesso questo? proviamo a stringerli, a chiuderli nei loro 25 metri. Vieni, palla deviata, niente da fare. Poi Marlone prova a tenerli il gioco, fallo di Marlone. Ci prendiamo un piccolo break, torniamo subito. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Sì, Guadeline. Winning Way, vediamo se con un uomo in più facciamo meno vomitare, ma la vedo non serve durissima. stare dietro lì. Ecco. Ora proviamo a schiacciarli, vediamo con l'uomo in meno. Sì, ma- però stoppa la palla. Mamma mia, No, Galeano. è buona? Ritta poi guadagna l'angolo, no? C'è qualcosa prima? c'era perché ha fiscato il fallo di Buttiamo mano. su. No, quello non ha fischiato la palla fuori. Una palla fuori, dici? Vediamo. Sì, però Galeando, cioè non stoppi neanche sti palloni. Galeandro non pervenuto per adesso, ragazzi, Spiace dirlo, però Sipos men che meno. Sipos ha sbagliato ha toccato una palla, l'ha Non gli è sbagliata. andato Non un c'è pallone. un'idea, Non gli è non andato c'è un pallone. un'idea di niente in campo, dai. C'è solamente lo schieramento, 3-5-2, fine. Con i giocatori che sono lì preoccupati nelle loro posizioni. Dennis, se non vinciamo oggi con l'uomo in più siamo messi male. Siamo messi male comunque. Siamo messi male, a prescindere. però dobbiamo vincere. Cioè, cominciamo a pareggiarla, poi dopo ne parliamo. Sarebbe importante, 32esimo, intanto si Poi lamenta. sarebbe anche importante adesso non fare Fallo falli su di loro. stupidi perché questo ci ha già espulso uno di là, ce ne espelle uno di qua. Stiamo attenti e non facciamo stupidate. Anche perché vedi, loro iniziano a provocare perché Ma certo ci sta che hanno espulso uno di là a mezz'ora adesso. Critta molto nervoso. Noi dobbiamo evitare qualsiasi stupidata. Attenzione, Critta molto molto nervoso. Perché Galeandro, Luca? Chi metti? C'è Mendoza che però anche lui è un po' leggerino là davanti. Però vedi, Critta appena alza la gamba, quello si butta per terra. Adesso cercheranno i falli e cercheranno i gialli. Cioè, se non arriva una seconda punta ancora, comunque, ragazzi, è arrivato Senè che è una centravanti. Sì. Ma può giocare insieme a Sipos? E c'è Padilla, Mendoza Patiglia. E Mendoza che però, l'abbiamo detto, leggerino anche lui, Ma contro una al difesa limite così, non lo prova so. a mettere Attis seconda punta, che lui Può è mettere Senè. o di Dio. Se ne metti. Più che altro di Dio forse potrebbe farlo. O di Dio, Attis, ce li hai le potenzialità. Per me è che Galeandro è veramente è in una fase di piatto down da ottobre. totale, ragazzi. Marlone dalle retrovie, adesso rimane davanti solo Lunghi, quindi loro ovviamente faticheranno, spero, a tenere sul pallone. Martic per Grassini, dietro per Martic, la palla per Marino, che danza sul pallone ma è da solo.
Martic di Comunque nuovo. 33 minuti non abbiamo ancora concluso, cioè a parte il gol di Frigerio. Ferrini. Annullato. Critta, esterno, crossa, la palla rimane lì, forse il fallo. No, non c'è fallo. Si continua a giocare con Galeandro. Ora un assedio. Martic, dai, Grassini metti un cross. Lo mette, secondo palo, toccano il pallone. Non c'è neanche angolo, mi sa. No, l'ha messa in rimessa naturale. È stato bravo qui Boccia, forse. Dai, su. A mettere palla fuori, che alle sue spalle arrivava, credo, Critta, che lascia adesso Non è Ferrini. così facile, ragazzi, ai nostri amici da casa non è facile comunque, perché Per noi non è niente facile. Palla dentro la torre, non arriva nessun contro una giocatore. squadra così già era bottonata prima l'Arzignano, figuriamoci ora a trovare spazi per Però noi che facciamo fatica. chiudono molto gli spazi, però dai, su. Marino in posizione addirittura di centrale di difesa per far partire l'azione, vicino di Martic, Frigerio, Ferrini sull'esterno, può andare alla cosa che fa, che non è un cross né un passaggio, rimessa laterale per il Lecco dopo la ribattuta della difesa. Marrone, ragazzi, un cross decente, qualcosa. Critta, cross ancora corto, ancora palla messa fuori. Se continuiamo a crossare dalla tre quarti però non combiniamo niente. Bello il tocco di Critta, fallaccio di Milillo, si continua per regolare vantaggio, secondo palo, niente. E la buttiamo via con un altro cross nel nulla. E non c'è il fallo di Milillo? No, perché ha dato il vantaggio. Vabbè, ritorni indietro. No, se non si concretizza. Lo so, però dopo 2 tocchi penso che ha lasciato andare ormai. Con un 3-5-2 avvolgente sulle fasce mi aspettavo un po' più di qualità nei cross. Ma il problema è che arrivano anche Grassini, Critta, ma la tirano tutte bassa e fuori area. Sono dei cross un po'... Cerca di andare avanti, di avanzare verso il fondo. Oppure andare verso il fondo e mettere... O quantomeno a un paio di metri dalla linea per farla girare dentro. Qui l'unica cosa che a fondo sta andando è la squadra in classifica. Dai, su. A che minuto è stata l'espulsione? 29esimo. Sì. Ok, siamo già a 5 minuti e non abbiamo ancora combinato niente. Martic che va sulla destra, vicino a lui Marino, servito, al limite dell'area Marino, il giochetto, al limite dell'area, la palla dentro, Galeandro la perde, Galeandro la perde ancora, poi la palla che tiri, il cross messo fuori. Vediamo Martic indeciso, rischia di perdere il pallone da dietro. Non tiriamo mai. Ma Galeandro è inguardabile. Critta, vediamo se riesce a liberarsi. Nessuno che lo aiuta, nessuno che si sovrappone. Ferrini. Dai. Cioè anche Marino è costretto sempre a saltare 2 o 3 uomini prima di riuscire ad avere un po' di spazio perché nessuno si propone. Martic. Tocco per Grassini, di nuovo da Frigerio, poi Marrone, Marino su. che ha un po' di spazio, vediamo se inventa qualcosa, palla Ferrini che è sempre libero, Ferrini il cross, ribattuto, niente, non riusciamo a mettere un cross, Marrone, Marrone per Martic, vicino a lui Grassini, servito adesso, Frigerio si propone, Grassini aspetta, e fa arrivare il raddoppio di marcatura, poi alla fine serve Frigerio quasi sulla linea di laterale, il pallone difficile, Frigerio lo gestisce, poi la palla finisce a Marino cerca di librarsi, la conclusione di battuta, c'è ancora Ferrini che pensa anche lui alla conclusione, è bella e Galeandro non riesce a segnare neanche da lì, miseria. Perché dopo ha fatto fallo sul portiere, ma lì dai. Porca la miseria. Comunque così Boseggia, conclusione di Marino. La gira un po' di più e vediamo. Dai. Conclusione di Marino, no, di Galeandro, no, di che Ferrini. Boseggia lascia lì la palla e Galeandro gliela tira addosso. E poi lo calcia, lo scalcia. Peccato. No, Galeandro... Perché il forcing era Galeandro è dannoso, più che inutile. Cioè non dico di fargli lo scavetto, perché è troppa tecnica, ma sposti la palla di lato... C'aveva proprio davanti, non so neanche se sarebbe riuscito. Ma poi sposti la palla di lato, magari il portiere ti fa pure fallo. Vediamo mentre c'è Boseggia a terra, viene soccorso in pausa.
Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Sbagli quelle cose lì, poi ti puniscono. Va via il sole sul campo di Arzignano. Diciamo che è un po' anche quello che vediamo in campo, perché non c'è grande luce. Ci proviamo, ci sta provando con generosità, ecco, ma sempre con Dai. O magari difficoltà, sai, dallo scufosco dicono così non mi vedono e rischiano di sbagliare. Tra l'altro fallo su Marino, non sanzionato. 39esimo e 30, dai, ci stiamo avvicinando anche alla fine del primo tempo. Bisogna farglielo il gol prima dell'intervallo, dai! Va Marino, palla al piede, deve fare tutto da solo, ne salta due, il terzo palla ferma. Cambia anche Marino, attenzione, cazzarola. alla ripartenza loro fortunatamente C'è nessuno, Martic dietro per Marlone. E adesso loro fanno sta partita per altri 50 minuti, e quindi io butterei dentro falla a sto punto. penso che nella ripresa fallu sto gol, se ne. E tanto adesso loro saranno dietro, chiusi in area di rigore. In area di rigore ti servono i centimetri. Galeando è totalmente inutile. O quantomeno lo fai giocare magari trequartista, dietro le tue punte. Frigerio guadagna l'angolo. Intuizioni di Frigerio che voleva metterla di prima a rimorchio. Frigerio non sta giocando male, si inserisce bene, spesso. È Di Gesù che... c'è ancora Di Gesù. Un po' Il centrocampo che era un po' votato all'attacco adesso funziona, perché attacchiamo. Frigerio sta funzionando. Con questa condizione di momento. Sta mancando Di Gesù. Sta mancando un po' Di Gesù, e poi anche sugli esterni qualcosina. Cross indecenti. I cross sono delle spanate. Un cross più decente. Tanto c'è qualcuno a terra, Martic. Se no Martic. Qualche pestone magari. Vediamo, l'arbitro chiama sé Boffelli. Vabbè, li chiamerà entrambi a sto punto, perché di solito quando fanno queste cose. Sente che Martic è bello tosto. Potrebbe farsi valere magari su queste battute da fermo. Dobbiamo sfruttare quei centimetri da situazione. Mischia, oggi inizia 6 nazioni e imitiamo 6 nazioni. Mamma mia! Ma come si fa a fare quel cross lì? Battute su Boseggia, facile. Poi ci prova Lunghi da solo, arriva Lacti in sovrapposizione. Per fortuna che non fischia. Poi la palla dalla parte opposta, riescono a manovrare alla grande, per errore, fortuna però, che arriva Martic, forse fuori gioco, sì. Attenzione perché fuori gioco. Va ad ammonire qualcuno, secondo me, no? No, va no, neanche. Pensavo che lo scontro con Critta che avesse... No, Lacti forse lo stava richiamando per le proteste. Però loro in contropiede ci stavano per mettere in difficoltà. Siamo stati bravi, per fortuna o bravura, a metterli fuori gioco. Marlone che appoggia a Marino. E adesso qua deve cambiare, cioè attaccando in questa maniera il 3-5-2 non va bene. Io metterei Sené per Di Gesù. Ma togli un difensore e fai Di Gesù. due dietro. Tanto Di Gesù non ha fatto niente. Però effettivamente loro davanti non si stanno mai più riproponendo. No, beh, l'hanno fatto appena adesso. Però sì, un po' casuale. Però ci stavano mettendo in difficoltà. Togli un difensore di 3, fai 2 dietro, imposti a 2 dietro. Vabbè, può mettere Marlone Martic a centrocampo, toglie Di Gesù e mette una punta. Mica l'ha detto il Messia che bisogna fare 3-5-2, così fisso, immobile. Mi sa che lui è... Comunque ti rimporta dall'espulsione il gol annullato. Per quello di Ferrini. Ah sì, giusto, un tiro in porta da fuori. Brutto pestone su Ma dobbiamo provarci da fuori perché... sì, perché Boseggia ha dimostrato che la presa non ce l'ha ferrea, quindi però è che non arriviamo neanche a tirare da fuori. Frigerio vicino a lui Grassini attende la risalita ancora di Frigerio che si gira
Era Marino, no, Frigerio. Marino adesso servito in posizione centrale, va sulla sinistra dall'immancabile Ferrini, che questa volta sceglie il dialogo con Critta affrontato da un uomo, va al cross, non c'è nessuno ed Madonna, ma che cross che mettiamo 200 però, cross, tutti tirati male, ma male. Di esterni come siamo messi in panchina? Cioè, in teoria di Dio, Attis ha fatto l'esterno qualche volta. E poi Grassini metti di Dio adesso sì. Sì, sicuramente ci vuole l'intervento di Dio qui, ragazzi, se no veramente siamo messi male. Posi Grassini potrebbe andare, no? Sì, la settimana scorsa è entrato a Posi Grassini e ha attaccato da quel lato. Ha fatto molto meglio. Di Dio ha una buonissima, ottima tecnica, è abbastanza estroso, no? Sì, di Dio e Sene io li metterei subito. Sì, assolutamente. Al posto di Gesù e di Grassini. Di Grassini, sì. Poi tieni Galeandro dietro le due punte. Esatto. Tanto Martic e Marrone comunque possono aiutare a centrocampo. Grassini, mamma mia. Però adesso non è possibile sparare di questo cross. È il 44esimo, io lo cambierei adesso. Cazzo, Grassini, se non fosse per gli slot. Grassini è impresentabile, ragazzi, cioè, boh. Sì, oddio, anche Critta non ha messo un cross decente. Però almeno si attiva. Porca miseria. No, il problema è che Critta deve costruirselo lo spazio per il cross. Grassini invece lo trovano sempre libero, ma crossa malissimo. E poi comunque Di Gesù ancora assente, perché c'è sempre Ferrini lì. Di Gesù dov'è? Sì, Di Gesù è lì che galleggia fra le linee quasi, ma non... Andiamo Ferrini, il servizio per... Fallo! No. Dai! 2 di recupero. Questo è fallo. L'ho fischiato, sì, ho fischiato. Sì, forse guarda lì. Guarda che Milillo ne sta facendo di falli. E anche lui è ammonito, tra l'altro, no? Chi è che ha ammonito? No, Boccia. Un paio di cambi me li aspetto però, 2 minuti di recupero hai detto? Non so, iniziati da 30 secondi circa. Nell'intervallo un paio di cambi me li aspetto assolutamente, perché dobbiamo alzare la squadra. Ma quantomeno loro sono chiusi dietro, quindi serve attacco, c'è una punta là davanti, serve. Marino la battuta, la spizzata in bocca a Boseggia. Di Marrone? Forse di Mare, vabbè sì, di un centrale difensivo. Un minuto alla fine. Boseggia che passeggia, quel pallone fra le mani, poi va al rilancio. Allora, arriva anche il dato degli spettatori. Totale biglietti venduti 455, di cui 93 abbonati. Attenzione. Si conoscono tutti i parenti. Questi sono numeri. 126 ospiti. Marino. E sono davanti a noi classifica. No. Giusto? Sono davanti e di tanto, perché stanno allungando e stanno vincendo, quindi allungherebbero pure. Tra l'altro. Molla la sta palla! Marino, Ferrini, Critta, sul finire di tempo, madonna che cross, che ciabattata di Critta, ci concedono un calcio d'angolo, dai 20 secondi, vediamo. Ragazzi, che pena l'azione di questo angolo vicino al materassone. Gesù non c'è mai stato, scrive Alessandro. Paolo, avessimo fatto un cross decente, infatti abbiamo visto anche ma non è ancora, perché deve arrivare Pasqua. Lunedì devono prendere 2 centrocampisti e un attaccante di valore e lasciare Di Gesù, Grassini e Galeandro a obliterare i biglietti fuori dallo stadio. Calcio d'angolo, seguiamo. Angolo dalla sinistra, Critta, secondo palo. Madonna mia. Il Lecco di Gaburro in D aveva più qualità, la chiave di lettura di Alessandro. No, stiamo scherzando. Segato, ma lei Danna, ma voi ricordate Danna e l'altro, quello Giudici, l'altro esterno che aveva, che non giocava neanche titolare sempre, non mi ricordo più quello. Aspetta, devo pensarci un attimo, è finito il primo tempo. Non mi ricordo se era o aveva il nome saldo. Vabbè, finito il primo tempo. Poi c'è Pedrocchi. Vabbè, Pedrocchi giochicchiava. Però ragazzi, ma poi Gaburro sapeva far giocare la squadra, ragazzi, cioè non scherziamo. Roberto, buio su tutto il fronte, siamo 11 contro 10, qui ragazzi andiamo in Serie D come missili. Ivan, dovremmo fallire per poi ricominciare. Paolo, così ci compra dei nuovi di Pottenby. Critta non contento dei cross indecenti, tira male pure i corner, ma noi non giochiamo, ma noi giochiamo con le riserve di altre squadre che pure andavano male, gli scarti degli scarpi. Per dire... Carboni diceva Massimo, suggerisci, era Carboni? No, era il difensore dietro. Cioè. Però dico, se questo è Grassini, meglio Lepore che almeno ti Zambataro forse diceva. No, Zambataro è arrivato dopo.
Non ci ricordiamo, ragazzi, fuori l'esterno qual era l'altro. Danna non me la ricordo più. Vanno sistemati gli esterni d'attacco. Danna e l'altro chi era? C'era Giudici, però non penso. No, il Giudice era dopo, non era con Caputo il Giudice. Dopo, l'anno dopo. E parla in D, Vabbè, comunque arriverà. Ma basta con sto Lepore, Giorgio. Non è che voglio Lepore, però dico, piuttosto che Grassini che non fa niente, almeno Lepore tirava i calci d'angolo. Almeno, non dico che lo vorrei. Beckham suggerisce Roberto. No, non era Beckham. Ma Beckham non ha origini sarde. Beckham. Allora, chiamiamo Albino da Arzignano, dal potente stadio di grandissimo, enorme stadio di Arzignano, e andiamo a Azzi. Paolo Azzi è arrivato dopo. Azzi è arrivato dopo, sì, l'anno dopo forse. E non giocava nemmeno qui da noi, adesso è giocato in Serie A. Titolare in Serie A. Volpe via, se no andiamo in D. Questo scrivono i nostri amici da casa. Albino, mi senti? Sì, ti sento, Stefano. Ecco, allora, primo tempo Albino, a cui è successo un po' di tutto, però Lecco sotto, e Lecco che fa veramente tanta fatica, anche con l'uomo in più comunque adesso. Sta arrivando a tirare, però è dura. Sì, ho capito, però dobbiamo farla finita anche io di dire che è dura che molla, nel senso che tira fuori i coglioni, scusate il francesismo, certo. Ma veramente. Soprattutto non vedo da punto di vista della gestione. Non che è dura a segnare perché stiamo facendo fatica. No, lascia perdere, per un attimo, stavo finendo. Stavo dicendo che è difficile vedere una gestione tecnica dalla panchina. Certo. Cioè, questa qui non c'hanno. Allora, posso capire la carenza tecnica, posso capire il non tiro, il non fare dei cross fatti bene, perché a Stipos non è arrivato un pallone. Vero. Non abbiamo imbroccato mezzo. Posso capire tutto, ma non posso capire una cosa, non posso capire la rabbia agonistica che ci deve essere. Esatto. Sì, non si vede. E quello, giustamente come fai notare tu, il primo a trasmettere deve essere l'allenatore della panchina. Ma no, scusate, qui la zona in cui può muoversi l'allenatore è bordo campo, la panchina è contro le tribune e in mezzo a una pista di coso. E là da solo lo stavo osservando, e più che dare dei consigli o rimproveri, chiamateli come volete, a Critta, io non ho visto questo allenatore incazzarsi. Cioè, scusate, io lo dico a tutta la banda di tifosi che poi ce l'aveva con Baldini, ma almeno Baldini si incazzava. Forse era in viso ai giocatori perché si incazzava, può darsi. Assolutamente. Ma al minimo un po' di rabbia ci vuole. Sì, anche perché questa è una squadra che sta dimostrando di avere bisogno proprio di quello, secondo me, no? No, ma poi aggiungo una cosa, stai perdendo, se hai ancora un quarto d'ora di tempo da giocare nel primo tempo, metti Attis a centrocampo e metti l'altra punta. Cioè, che hai. Sì, l'abbiamo detto anche noi. Sì, deve cambiare assolutamente subito, perché sennò. Ma no, sono quelli che. Ma ascolta, questo allenatore qui io pensavo, non lo conoscevo sinceramente, pensavo potesse essere una molla per andare avanti, no? Per proiettare il Lecco in altri. Non mi sembra. Se andiamo a contare le occasioni, prima perché gli mancavano i giocatori, poi perché c'erano quelli fuori, poi perché c'erano quelli dentro, poi la rosa non era completa, poi gli è andato via Ionita, poi gli è andato via quella. Ho capito, ma basta. Sì, sono assolutamente finiti gli alibi, e poi soprattutto dopo un atteggiamento comunque come quello di oggi, perché anche 11 soprattutto 11 contro 11 adesso non si è visto nulla. Sì, Stefano, la partita non è finita, però no, voglio certo, dire, per carità. Allora, hai preso dei giocatori, te li hanno portati. Cosa aspetti? Ti sei allenato, ragazzi, non andiamo a raccontarci le palle. Uno, perché non l'hai visto giocare tu 2 giorni, ma mettilo dentro, è uno che ti può risolvere la partita. Metti dentro il Nero quando è entrato praticamente a Trieste ha fatto il suo. Assolutamente, no, infatti noi ci aspettiamo e vorremmo vederli subito in campo. Tra l'altro non so se da lì dalla tribuna che impressione ha avuto Albino sul gol annullato a Frigerio, perché noi ci siamo un po' divisi. È un fallo inventato, non è assolutamente fallo. Sì. Anche noi, qualcuno di noi ha avuto quella impressione, quindi. No, cioè, se dai un fallo così allora finisce il mondo del calcio, il mondo del calcio è finito, ma ripeto, adesso al di là dell'occasione, cioè, devi avere supremazia, non addormentarti via come se fosse la partita. Ti sembrano sempre rassegnati. Cominciamo sempre con questo approccio del cazzo e qui ci rimetti, tu so più i giocatori, perché i giocatori approcciano le gare come li carichi scarichi, perché arrivano lì, l'approccio è quello che è. Sono d'accordissimo con te. E continuo con questo tic-tac, e poi la palla, e poi dico, abbiamo sempre questo lampione in mezzo al campo di punta che è Sipos, e buttiamogli dei palloni però. E invece non ne sta arrivando nemmeno mezzo, quindi. Non solo, ma anche a Critta.
che è l'unico che può puntare, cioè rischi qualcosa, ma sei nella condizione di dover rischiare, digli di puntare l'uomo e di perforare, no, invece no, non dicono, non fanno niente. Troppo bulici. Vedremo un po' adesso questa ripresa, Albino, sperando di vedere qualcosa di meglio, sperando anche di vedere dei cambi subito da parte di Mr. Volpi. Vorrei vedere, perché se no francamente se è cambiato tanto cambiamo anche questo, ritorniamo a quello di prima, perché ripeto, io non andando avanti così sarà inevitabile secondo me, però no, andare avanti così sarà inevitabile, ma mi sa proprio di no. Dici di no? Mi sa che è proprio cambiare. il contrario, perché qua secondo me questo qui si sta giocando molto oggi. Sì, no, dico cambiare, dico. No, cambiare, tu se Baldini non è andato alla SPA, cosa che non so in questo momento, no? Ce l'hai già l'allenatore, anzi ce ne avresti due, perché ce l'avresti anche Melgrati, no? Che bene abbia lasciato dei ricordi negativi nella seconda parte del campionato di Serie B, però voglio dire, questo la può giocare. Ma ripeto, Baldini, se poi lo chiamano su tutti i scemi gli altri, lo chiama la SPA, lo chiama il Trento, lo chiama chiunque, da noi bisogna mandarlo via immediatamente. Gli è andato in mano una squadra che era praticamente un derivato della retrocessione della B, perché derivato perché non c'erano tutti quei giocatori lì in B, erano in una squadra che ha vinto il campionato, erano da altre parti dove non hanno mai neanche giocato. E quindi voglio dire, la colpa qui non è neanche della società, è chi ha lasciato qui le macerie. Poi ricostruire la casa non è semplice, questo si sa. Ma francamente io dico, ma come si fa a non spingere questi giocatori? Devi saltare come una molla in panchina e farli saltare loro in campo. Se non capisci questo, allora va bene, se siamo di plastica, va fa culo, cioè. Scusate, oggi sono incazzato perché non si può vedere. No, ma ne hai ben donde, Albino, perché veramente oggi qui l'approccio è stato a fare mortificante. Oggi sono praticamente 400 km senza andare e tornare, da lei costano ancora qualcosa in più, gente che è venuta qui a vedere la partita a vedere che cosa. Vedere il nulla fino adesso, o quasi. Cioè, poi gli stucchevoli accademismi delle sale stampa e delle conferenze, ma li lascio di più. Io sono per il calcio sanguigno, quello dove si vince, si perde, ma si lotta. Assolutamente, hai ragionissimo, Albino. Dai, ci sentiamo più tardi allora. Vediamo, speriamo. Ciao. A dopo, ciao Albino. Ci prendiamo un piccolo break, torniamo subito per raccontarvi la ripresa. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Dentro Attis e Di Dio per Di Gesù e Grassini, non c'è Sené, però insomma ha fatto ruolo per ruolo ma più offensivi. Sené lo vediamo adesso lì che si sta scaldando, però insieme ai compagni, quindi... Vediamo se c'è una cavolo di scossa questa squadra. Vabbè, è uscito Gesù, è entrato Dio, quindi voglio dire è un upgrade, dovrebbe in teoria è la stessa cosa, in teoria. Capito, però è uscito il figlio, è entrato il papà, dai. No, diciamo che il figlio ha più esperienza. Vabbè, il papà tra Natale e Pasqua il quindi... figlio è un po' sparito. Comunque, è uscito il figlio, è entrato il papà, vediamo un attimo. E mi hai detto dall'Epifania a Pasqua è un po' disperso il figlio, no? Dai, su, avanti lì. Vediamo se un po' di quella roba c'è, se si vede o no. Il fatto sta che praticamente il regista è Martic come nel primo tempo, perché continua lui a gestire. Attis che fa... di Sky o... Sì. Attis è lì che fa il trequartista, intanto Di Frigerio per Di Dio, il cross, bello il cross! Nessuno mai a rimorchio! No, Sipos non riesce a deviare. Finalmente un cross, uno. Però non c'è nessuno. Però finalmente un proteggente. Attenzione però adesso perché deve rinculare Di Dio e lo fa bene, intercettando, poi Marrone non perfeziona il disimpegno perché serve i giocatori dell'Arzignano. Di Dio si fa saltare, attenzione, la palla in area, dietro rimorchio, la conclusione ribattuta da Martic, poi ancora però Boccia, attenzione, Boccia il cross, in braccio Furlan per fortuna. Meno male che c'è stata quell'opposizione, non ho visto di chi, di un difensore del Lecco, sul tiro. Non ho visto, non ho capito provvidenziale, ragazzi, sennò questi tiravano in porta, inquadravano la porta e magari raddoppiavano. Su. Sì, Di Dio è questo è Di Dio, nel senso attacca ma poi dietro deve avere supporto. Devo capire però se Attis farà la mezzala, penso di sì, perché Frigerio rimane mezzo. Ecco che tocca la prima palla lì a sinistra, penso mezzala a sinistra, Attis subito. Cerca di saltare due uomini, l'appoggio intelligente, lo scambio con Sipos, poi la palla larga, bella per Di Dio, Di Dio sul fondo, il cross, Di Dio. Non c'è nessuno sul secondo palo, arriva in ritardo. Però i due entrati nuovi subito fanno la cosa giusta. Sì. I cross ci sono. Attenzione all'1 contro 1, bravo Marrone. Se ne va Lunghi, attenzione davanti a Furlan, Lunghi, fuori. Graziati da Lunghi che si divora il gol da solo. Non me l'aspettavo da Marrone, c'è poco da gridare. Una volta che gli va via non lo prende più Marrone a Lunghi, ma c'è da fare. Rivediamo, si crea l'1 contro 1 su questa palla vagante. Guarda, era sua. Mamma mia, questo è un errore di Marrone e c'è poco da urlare. Posso dirvi, è stato però abbastanza intelligente quantomeno da non fare fallo. Sì, però in 10 eravamo, cioè va buttata via quella palla lì. No, ma l'ha anche controllata, però l'ha persa. Martic
Martic per Di Dio. Altro bel servizio dentro per Galeandro. Clamorosamente Marino però sbaglia, graziati Galeandro il servizio Marino. da lunghi, per fortuna, ma però non si può rischiare veramente così. Ragazzi, abbiamo rischiato già 2 volte, qua era 2-0. Sì. Ah, 2-0 giù la Claire, finita, Cioè, Dai, gira. Palla sul secondo palo sbagliata di Ferrini. Poi Attis sta riesce a prendendo tenere coraggio ora. e poi Martic È giallo subito per Attis, vabbè, niente. forse l'ha trattenuta, ha fischiato perché poi ha preso il pallone. E adesso gioca tutto il secondo tempo col giallo sulle spalle. Beh, vabbè, lui è un Sì, trequartista. però, Secondo me ha fischiato la trattenuta, questa trattenuta iniziale, sì. Ci sta il giallo. Però insomma sei sulla tua 3/4, non vanno da nessuna parte, puoi anche evitare la seconda. Infatti Martic subito ha chiamato alla calma. Poi sai che sembra più 4-3-3, 3-4-3, perché Attis è sulla linea di Galeandro alle spalle di Sipos adesso. Fa un po' quello che ha fatto a volte Ionita di avvicinarsi alla per punta. forza, ma quello è ovvio, bisognava alzare il baricentro e rischiare qualcosina. Però da rischiare Attenzione, qualcosina, pescato ancora Benedetti che cerca di andare via Frigerio lo contiene, Benedetti, linea di fondo, guadagna l'angolo. Quarto calcio d'angolo per loro. Attenzione, bene adesso, devono fare le belle statuine lì tutti in fila. Vedi, ci mettiamo lì sempre tutti in fila. Veramente, io ancora piccola. espulso il DS Minadeo per proteste all'intervallo, ci fa notare dalla regia Benedetti. Ha protestato contro l'operato del Contro DS se stesso, dell'Ecco. contro se stesso. Chi è quel coglione che ha preso sti giocatori? Vabbè, niente. Cioè non si fa vedere e poi si fa anche sperire. Angolo dalla sinistra, la battuta sul secondo palo, mette fuori in qualche maniera Frigerio, poi Attis va e qui si prende il giallo dell'avversario. Chi è che? Chi è? Forse Bordo? No, è Benedetti, sembra l'11 a vederlo. Vediamo, c'è un 1, Girati! appena si gira. Mamma mia, quando si girano. Ah sì, è Benedetti. Adesso si è girato e sparisce dalle no, dov'è? Non c'è più! Benedetti. Avanziamo sulla sinistra, Critta. Non inquadrare l'arbitro, inquadra la partita. Galeandro! No. Fa fallo, poi fa fallo. No, lascia continuare. Incredibile. non c'è Attis, fallo. l'appoggio per Frigerio! Lì un soffio fuori. Bene. Bello il destro di Frigerio. Bella la giocata di Attis. Come faceva a non essere fallo quello lì comunque, ragazzi? Bella la giocata di Attis che si è tenuto a la distanza deviazione. il marcatore e poi l'ha appoggiata a Frigerio che ha trovato anche la deviazione. Guarda Attis, bella la giocata perché tiene palla, tiene a distanza il giocatore e appoggia a Frigerio la palla leggermente deviata, forse sarebbe anche entrata. O forse l'ha presa addirittura la Boseggia perché esulta quasi. Boseggia sull'esterno. Però almeno in questi 6 minuti un po' di attività Minimo di quella cerebrale. roba la stiamo vedendo. Palla dentro, Per mezzo testa alto alto. Martic. Martic, che è arrivato di gran carriera. No, Marlone. 4-3 gli angoli. Frigerio comunque è una buona partita, nel senso Quantomeno nei movimenti, poi dopo tecnicamente qualcosina ancora deve migliorare, però quantomeno i movimenti sono quelli giusti. E sostituire Galeandro? a questo punto io Secondo me direi sì. aspetterà qualcosina Poi per DSN mettere. dentro, credo, Dopo il 60esimo magari. Ma più che altro perché anche poco fa ancora si è mangiato un'occasione. A meno che non metta Mendoza, però io credo che metta Sené per avere anche centimetri. Ma anche perché insomma, no? sei in vantaggio di un uomo e li chiudi dietro, quindi servono i centimetri. Poi Sené l'abbiamo visto girare. Io metterei Sené. Non è proprio... Se dovesse cambiare Galeano, anche su calci d'angolo, insomma, puoi avere, no? Cioè, uno come lui. Ma poi non è una boa, lui va anche sull'esterno a prendersi il pallone. Intanto cambio di rimessa? Sì, addirittura cambio di rimessa. Comunque per ora Sipos niente. Cioè, non palloni gli zero. Sì, però non gli è arrivato un pallone. Cioè. Non può neanche venire dietro a prenderseli perché loro stanno tutti dietro l'intanati, quindi lui deve stare là a occupare spazi. Sì, c'è da dire che però Galeando se ne è avvantaggiato perché è rimasto sempre, ha avuto spesso spazi. Eccolo Sipos che si gira, l'appoggio ad Attis. Molto cercato dai compagni Attis. Va, salta un uomo, entra in area, però l'appoggio è per Crit che non va il cross subito, mette un pallone basso, intercettato da Bordo che poi lancia più lungo possibile. Marrone che appoggia Furlan che tra una cosa e l'altra praticamente inoperoso perché la rete è stata imprendibile. Frigerio
l'appoggio a Marino, poi Ferrini. In teoria adesso è una buona squadra Lecco quella che c'è in campo per qualità. Dal punto di vista della qualità dei singoli, sì. Attis, Marino, Critta, Didio. Attis per Frigerio, la palla rimane lì, non c'è nessun attaccante dopo un ha sbagliato la intercetto. conclusione Frigerio, però adesso stiamo premendo, dai che premiamo. Però Frigerio dialoga bene con i compagni, ancora adesso si fa trovare libero, palla dentro, Sipos fuori, Attis, la mano, bravo, sulla conclusione di Attis la parata. E Attis ha dato una svolta. È molto attivo Attis. Bordo Ha dato una svolta. Bordo alla Sipos va per posto di Gesù. Sipos si prende il pallone, tenendo a distanza Galeandro. Qui è bravo Frigerio ancora, Frigerio, poi Sipos la palla fuori, Attis la conclusione che era altissima, però prende il braccio del difensore. Sì, nel girarsi aveva il braccio. Sì, oddio. E era abbastanza attaccato, non è che A voler era ben largo, guardare non era la larghissimo. braccia d'attaccato, non Però so, chi è che ha fatto non so il quello fallo di dietro. mano? Probabilmente Bordo. l'ha presa col gomito. Perché lui si gira, chiude col gomito sinistro, ma dietro la mano destra non so dove era. Però vabbè, l'abito era lì. No, ascolta, ce lo prendiamo. E ha dato il rigore. Sipos sul punto di battuta, 56esimo sul cronometro. Sipos contro Boseggia. Parte Sipos. Mamma. Se lo fa parare, centralissimo! Lo tiravo meglio io. Ma non si può tirare un rigore così! Ragazzi, l'ha tirato centrale lento. Ma come fai a tirare un rigore così? Ma non ne abbiamo uno migliore per battere il rigore? No, ma come si fa a tirare un rigore così? Centrali, non ha dovuto neanche spostarsi Boseggia, ragazzi. Ma non è possibile tirare un rigore di quel genere. Ma non è possibile. Andiamo su questa schifezza di rigore. Andiamo in pausa. Ma non è... Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Mamma mia. Ci prova il Lecco dopo questo orrore di rigore. Attis, la palla stoppata per Galeandro, conclusione intercettata. Si sconta Galeandro, si fa malissimo. Giallo per si fa malissimo Galeandro, c'è ragazzi. un 3, quindi è Boffelli. Bordo? No, che è Boffelli? Boffelli, penso. Porca miseria. Qui ci sarà una punizione, vediamo, è Martic che penso si vada a incaricarsene. Ragazzi, tra l'altro questi picchiano, perché quanti ammoniti sono? Vediamo. Mamma mia che brutto fallo. Perché la palla era gamba andata. altezza, piede a martello ad altezza di ginocchio. Boccia, Minesso poi espulso, Questo è Boffelli. Benedetti e Boffelli. No, e un paio non visti. Anche. Sì, poi non visti, certo. Qui Critta, però sembra Martic che voglia incaricarsi perché siamo sulla mezzaluna dell'area di rigore, spostati verso quasi il verso. Allora, il destro di Martic o il sinistro di Critta, una delle due. Però Vediamo. secondo me è Però Martic perché è dall'inizio che si è preso il pallone. Siamo molto vicini, Manco i rigori sanno tirare, ma dove li hanno presi questi? Sulla Marco? linea della lunetta siamo. Comunque loro menano come dei Fabri, Paolo, è vero. Sì, stanno pestando. E vediamo. 4 in barriera, 2 più marroni. Dai, dalla punizione almeno, ragazzi, non segniamo rigori, segniamo la punizione. Però anche Critta, vediamo. No. Di Dio che va a dire qualcosa a Martic. Potrebbe anche tirare sul suo palo perché c'è spazio. La barriera è veramente vicina. Però. Parte Martic. Sul palo! Oh, che parata Boseggia. incredibile! Tirata bene, bassa all'angolino. Sul suo palo però. Sì, però lì è difficile perché tante volte fai il sì, passo. No, va bene. Beh, allora, qui ha parato bene Boseggia, non il rigore, perché il rigore la parava chiunque. Che parata, ragazzi, no, si tuffa bene. Sì, perché poi fai il passo dietro. Attenzione, Lecco,
Critta cerca il fondo, palla deviata ancora sull'angolo, in angolo. Sì, però non abbiamo chi segna, è inutile, non c'è chi segna. Il rigore andava messo. Allora adesso lo meriteremmo anche il gol, Sì, però il rigore però Dio, se non ci graziava Lunghi. sì, no, Lunghi ci ha graziato, dopo ci siamo scossi. Angolo basso, Sipos fuori per di Dio che probabilmente la apri. rimetterà. Ma in ritardo, però ormai adesso è bloccato Marino. Dietro si torna da Vediamo Critta. un po' l'abbrivio qua, si distende. Critta, la conclusione, boseggia addirittura coi pugni, deve andare. Ferrini spostato, Sipos l'appoggia, Marrone per Sipos ancora, Attis in mezzo a 3 uomini, difficile, alla fine perde palla, fa anche espulso fallo. Attis. No! Sì. Espulso Attis, è durata quarto d'ora la partita. L'avevamo detto, L'avevo detto che era. non dovevano fare l'avevo detto stupidate. che. Ma porca di quella miseria. Non dovevamo fare stupidate, ne ha fatte 2. Però il primo c'era, questo vorrei vederlo perché. Pazzesco. Niente, ragazzi. E in più era anche uno dei più positivi, tra l'altro, per come era entrato. Vediamo. Boh. Ha preso la palla! Insomma. Non mi sembra giallo questo. No, il problema è il giallo di prima che era evitabile. Sì, il ma giallo anche di prima, questo non è giallo. Non è fallo questo. Non lo so, ragazzi, non lo so. Cioè, ha preso il pallone in allungo. Sembra che l'abbia preso dopo. Bordo Cioè, è nel senso che l'abbia Bordo preso è inciampato. dopo alzando Ma la gamba. neanche, Bordo è inciampato. È inciampato in Attis che l'ha disteso. Vabbè, poi morale della favola ormai è fuori, quindi. Ha punito l'intervento un po' da dietro e. Secondo me infatti ha inteso, la palla e poi alzato l'interrompere la veramente l'azione in un incubo contropiede. oggi, ragazzi. Sì, però fatto sta che avevamo un rigore, ragazzi. Cioè, abbiamo avuto il rigore e l'abbiamo sbagliato. Purtroppo abbiamo avuto mezz'ora di uomini. Perdiamo un giocatore che aveva un po' dato un po' oggi è la un prossima movimento lì in mezzo al campo. Oggi è la prossima. Adesso li rianimi adesso un 10 contro 10. Sì, fatto sta che poi hai giocato quanto? Almeno mezz'ora in 11 contro 10 e non ne hai tirato fuori un ragno dal buco. Galeandro difende palla, la palla dietro, perde Dio che va al rilancio profondo direttamente in out. No, quel rigore lì è l'emblema, cioè Di quello che è la squadra. lento, molle, non angolato, cioè è proprio l'emblema Poi l'emblema che hai le opportunità e non sei capace di sfruttare. Ma io dico, in una situazione del genere, Ma ragazzi, dove tu sei in difficoltà e tutto, ma io avrei tirato dentro una mina, come dico, certo. prendi dritto per dritto e tiri dentro una mina in porta, cioè devi spaccare la porta, il portiere e la rete. Non si può tirare una roba del genere. Se la prende il portiere almeno lo spacchi. Bravo, esattamente, cioè tira dentro una legnata, non mica la roba lì. Ma che quella roba lì, cacchio. Perché giochiamo veramente senza cattiveria agonistica. Non è possibile, cioè, non è possibile. e lo vediamo anche da questi episodi. E adesso ovviamente l'Arzignano che si entra se ne, l'Arzignano riprende fiducia, si rialza in campo. Toglie Sipos. Fuori Sipos, sì, però non cambia niente, fuori Sipos. Sì, probabilmente perché oltre alla partita piatta in più il rigore sbagliato proprio è stata. Sì, fatto sta che pure Galeandro, ragazzi. Come peschi male, cioè in attacco. Ma dovevi fare il gol in questi minuti che hai giocato di 11 contro 10 con il rigore. Sì. Adesso diventa francamente dura, quasi impossibile. Adesso devi puntare al pareggio. Usciamo bene. Dai. Oh! Secondo, questo è il secondo per Milillo, Non era già ammonito prima? Minesso era quello di cazzo. Stanno distribuendo i cartellini, ha presi tanti i cartellini. Sì, questo è quello che aveva falciato prima, non mi ricordo chi. Quanti ne hanno presi i cartellini? Adesso te lo dico 4, bene. 5. Allora, a parte Minesso, Boccia, Benedetti, Boffelli e Milillo. 4 a parte Minesso. 4 a parte espulso. E noi Attis 2 volte. Milillo prima però aveva già fatto un fallo. Che poi mancherà anche la giallo. prossima, quindi Attis ragazzi è un disastro totale. Beh, il mercato c'è per comprare una punta, cazzo. No, lo so, però dico. Anche perché la punta manca. Non abbiamo punte, ragazzi, non abbiamo punte. Mamma mia. Dai. In televisione dicono che siamo 1-1. Ma magari. Frigerio di Dio sull'esterno. Dai, punta all'uomo, puntalo che è scarso.
Di Dio, no, lo punta ma non è scarso, quindi lo tiene. Martic, comunque vero, per Frigerio che si muove bene, entra in area Frigerio, no! Non tiriamo mai. Lì devi solo davanti al portiere tirare. la passa dietro. Comunque, come fa notare un nostro amico da casa, in quella situazione fallo no, non ci devi neanche provare che sei già ammonito. Sì, infatti. Cioè, no, ma ingenuità colossale. Ingenuità, ci sta, cioè solo per l'ingenuità che ha fatto Dai, Lecco ci sta provando a schiacciare ancora l'Arzignano. Soprattutto hai capito che arbitro hai di fronte. Evitale quelle vaccate lì. Frigerio è veramente il migliore in campo del Lecco. Dopo l'espulsione abbiamo detto stiamo attenti perché la prima volta ce lo butta fuori. Il De Profundis continua a scrivere Brigno se noi ci prendiamo un piccolo break. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Mario, purtroppo vedo un finale da copia e incolla dello scorso campionato, cioè mercato di gennaio pessimo e quindi retrocessione diretta. Addio fiducia e speranza, che pena. Maurizio. È difficile dargli torto, ragazzi, veramente sono sconfortati. Primo pallone toccato, lo difende, poi il cross ribattuto, non c'è però rimessa laterale. Arzignano che nonostante adesso abbia ritrovato Marrone, altro brutto errore. Mia, che errore! Male che scivolano. Per fortuna che scivola. Secondo errore che fa Marrone, secondo errore. Io lo toglierei. Lui lo punta perché sa che togliamolo Marrone perché è un rischio. All'errore. Marrone è pericolo contro uno. È pericolo pubblico numero 1 Marrone adesso, No, dicevo, loro si sono comunque rintanati dietro, non ci stanno provando adesso, anche non è cambiato il loro spartito, nonostante l'uomo in più rispetto a prima. Sono anche stanchi magari per la mezz'ora giocata e non in meno. Di Dio, bello il cross! Sené! Che parata di Boffoli! Colpo di testa di Sené. Però finalmente abbiamo una punta in mezzo all'area. E finalmente abbiamo uno che fa i cross giusti. Di Dio l'ha passato? Sì. Bello il cross, a girare dietro i difensori, Sené di testa purtroppo troppo centrale. Peccato per Attis che aveva in mezzo lì dava qualcosa di più. Dai. Assomiglia un po' a Ken Sené. Palla dentro, non c'è fallo, vero? No, quindi c'è rimessa laterale. Assomiglia un po' a Ken come tipo di giocatore. Boseggia è salito in cattedra nella ripresa. Sì, beh. Un po' gliele tiriamo addosso, un po' no, però... Sì, beh, rigore parato, digli quello che vuoi, ma parato rigore. Una bella parata sul tiro di... Sì, quello dopo, su Frigerio, no? Di Galeandro? Forse Galeandro. Di Dio, prova a partire, tenuto, riesce a girare attorno all'avversario, però lo recupera, è solo contro due, alla fine deve cedere il pallone, Frigerio lo devia in rimessa laterale, però se non aiutiamo Di Dio... non è onnipotente come il suo omonimo, però quindi mamma mia, dai, però proprio la gestione, ma tu però anche solo a pensare alla gestione della partita, sbagli il rigore e subito dopo ti fai bespè per doppia ammonizione di giocatore appena entrato dopo che giochi in 11 secondi, cioè veramente la testa della squadra è inesistente, il cervello calcistico di questi giocatori. Quantomeno però in questa ripresa un pochino di verve, un pochino si sta vedendo, ecco, non c'è il piattume del primo tempo di altre situazioni. No, ma perché approfitti di Frigerio che comunque si sta muovendo bene dall'inizio. Stiamo sbagliando gli episodi. Un po' di Marino e di Dio, però il resto è, cioè sbagliamo troppo, cose Attis elementari. finché è stato in campo fino alla cazzata lì. Marino, per Di Dio. Altro bel cross, non arriva però a Sené, c'è l'intervento di un difensore. Adesso li puoi mettere questi cross perché Sené ci va anche con maggior piglio rispetto a Sito. Ma poi per come li metti dentro Di Dio, veramente, cross fatti da Di Dio. Ma infatti Di Dio dovrebbe giocare sempre al posto di Grassini dal mio punto di vista. O quantomeno in un tridente anche, 3-4-3 lo metti nel tridente con dietro un terzino che lo copre. Martic, cerca l'affondo, ancora per Di Dio. Mismatch sempre da fermo, appoggia Martic stavolta. Frigerio c'è, servito, però non perfetto. Martic si ritorna fuori.
Ancora per Frigerio che ancora si muove benissimo lì sul parte destra di Dio, costretto a tirarlo alto perché aveva l'avversario davanti. Critta arriva e guadagna la rimessa laterale. No, c'è il fallo di Critta che è un po' ingenuo come tanti altri compagni, poteva evitare il fallo qui. Beh, Di Dio per la seconda volta si conferma un fattore, quindi speriamo di vederlo da... perlomeno no, poi è capace di fare cross. Potresti anche, quando rientra Battistini... È ovvio che è un esterno alto. Posso dirvi, con Battistini Marrone aveva fatto un'ottima coppia all'inizio dell'anno. Io rimetterei il 4-4-2. Di Dio a destra, a sinistra ci metti Critta magari, dietro 4 con i 2 terzini un po' coperti. Ma lui gioca 3. Bene, sì, stiamo giocando contro 10, ma siamo in 10 anche noi adesso, quindi da quando è stato espulso Attis, quindi... Poi loro non ci stanno più provando, loro si accontentano, si accontentano di difendere il risultato, la vittoria, cioè non osano più niente di più. Stanno però vincendo loro. Sì, poi ripeto, hanno giocato mezz'ora. Stabilendo 10 Marino butta per la testa. No, loro hanno giocato anche per mezz'ora in 10. Deve andare a prendersi il giallo Marino adesso. Sì. No, l'ho graziato. E forse perché aveva altri compagni vicino. Eh sì, Attis doppio giallo, fa un'entrata sciocca da dietro, prende o non lo prende, non deve fa lo stupido per il primo giallo. Sei ammonito, giallo ingenuo. Okay, però sei ammonito, no? Sei ammonito. No, sei sulla tua fase d'attacco, chi se ne frega, lascialo andare. Sì, stupidato. Sì, lì forse perché aveva visto mancarsi l'occasione, ha cercato subito di recuperare il pallone. Vabbè. Loro poco nulla difendono questo vantaggio. Non gli sembrerà vero che abbiamo sbagliato un rigore e gli abbiamo regalato un uomo. Dai, io con la palla. Può anche essere che stanno aspettando magari gli ultimi 10 minuti per rimettere una seconda punta e provarci. Oddio, provarci no, perché comunque stanno vincendo. Certo, il Lecco comunque ha premuto, sta premendo, mezze occasioni sono arrivate. Bravo Frigerio, magari non legge. Ci regalano la rimessa in zona d'attacco, dai ragazzi al 71esimo. Fuori quella roba, fuori così, dai. Su. Di Dio per Martic. Tocco per Frigerio che non riesce a girarsi, poi riconquista la palla per una frazione. Quantomeno Frigerio dimostra di stare anche bene fisicamente, molto reattivo, no? No, ma poi si muove bene, dà belle traiettorie ai compagni per servirlo. Ma rimessa loro. Lunghi subisce un contatto, ma poi ce l'ha rimessa. Le altre partite ci siamo un po' disinteressati visto quello che sta succedendo. Pro Patria che poi dopo il gol in un altro Albino Leffe vince 1-0 e Virtus Verona Padova 1-0. Pro Patria no buono. Non buono perché va a 21, credo, no? Noi siamo stati lì su. Se non riusciamo a pareggiare almeno segniamo quella qua. Dai, t'ha ammazzato, ti ha ammazzato. Rialza Lunghi. Quale spalla ti fa male? La sinistra o la destra? Comunque io Marrone sinceramente lo toglierei perché anche qui è in grossa difficoltà, forse anche qui fisica, è andato in no? difficoltà, sì. Dopo, quindi... poi cosa che abbiamo? Perché Battistini che potrebbe fare qualche minuto. Polito, Stanga. Sì, oppure puoi fare il 4-4-2. Oppure che giochi uno in meno dietro, sì, posso fare il 4-4-2, metti Di Dio però il terzino. Di Dio è... Vabbè, metti Critta e Ferrini lo sposti di qua. Attenzione all'Arzignano che ci prova ma sbaglia il cross Di Dio, non perde il pallone, bravo. Serve Frigerio che però lo perde. Mamma mia. Ma loro perdono anche altrettanto e Frigerio guadagna la rimessa laterale. Non bisogna essere ingenui lì dietro a perdere questi palloni. Pubblicità per noi, torniamo subito. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Non si può. Occasione sprecata da Leandro, ma... Che doveva solo puntare l'area e invece si allunga di 3 metri lo stop. In attacco. Sì. Mamma mia. Peccato. Anche perché poi c'era Sené che si stava avventando in area di rigore, quindi gli avrebbe aperto lo spazio, invece no. Marrone si torna, Lecco nella metacampo d'Arzignano, senza idee però. Andiamo Marino, si fa vedere, Marrone aspetta ancora, poi va da Sené che si libera della marcatura, però sbaglia lo stop. Porca la miseria. Torna in possesso Ferrini.
Ferrini, la palla dietro per Marino. Siamo al 74esimo. Martic, posizione di ala, alla arriva il bassa. pareggio. Poi Marrone, Frigerio, Martic. 1-1. Martic dentro, palla sul fondo. Tra Pro Patria e Albino Leffe, pareggio. Infatti stavo dicendo, che pareggio stai vedendo? Arriva il pareggio, dove? No, qui dovevamo essere già in parità 1-1 perché il gol comunque Manca un quarto d'ora. Cioè, se il gol lo meritavi, però il problema è che anche dicendo meritavo il gol, poi entra Iallo per Lunghi. Iallo, anche lui è arrivato dal mercato negli ultimi giorni. Lunghi che era stremato cambio perché per cambio, ruolo su ruolo. anche Brevi, Ezio Brevi, Brevi con il numero 25 esce Benedetti ammonito. Anche Cavallini sta arrivando al cambio per il Lecco. Vediamo se riuscirà Critta, che mi sembra si stia avvicinando, sì. Marwan Critta, no, Ferrini. Lu Ferrini. Esce Ferrini, entra Cavallini, e però Cavallini non è un esterno, o è un centrale. Può fare anche la mezzala, credo. E no, però lo mette uguale. Lo mette al posto di Ferrini. Ma che è uscito Ferrini? E allora probabilmente va a fare... E lo mette di là. No, mette Critta centrale dietro. Critta dietro. Non passa a 4 dietro. No, passa dietro a 3 con Critta mezzo di sinistra e Cavallini sull'esterno. Speriamo, perché l'altra volta sta mossa non è che abbia funzionato alla grande. Iallo intanto tiene palla, si va dietro da Cariolato, poi... Sembra quasi un 4-4-2 però. Sì. Forse allora sì, ha fatto... Oddio, no, perché... Sì, con Di Dio e Critta alti... No, è sempre 3, quindi 2 esterni. Di Dio e Cavallini sugli esterni, no? È sempre uguale. Sì, un 5 dietro. È 3-4-2. 3-4-2 perché poi i mediani sono Frigerio e Marino. 4-4-2 no, 4-3-2. 3-4-2. 3-4-2, sì. Tanto qua perdiamo palla, Brevi, poi Frigerio in qualche maniera, ma ancora Bordo, Cariolato, intercettano, fasi bruttissime di gioco, Madonna mia. Via quella palla però da lì. Dai, di Dio, guadagnare rimessa laterale, sì. Anzi no, fallo addirittura. Scintille in campo. Via. Marrone sale, l'appoggio a Critta, che lancia lungo per Cavallini, esce Boseggia. Buona l'idea, ma tarata male. Critta per Cavallini. 77 minuti. C'è da dire che a parte poi il colpo di testa di Sené, ci siamo un po' spenti. Il rigore, il tiro da fuori di Martic o Frigerio. Su punizione Martic. No, e poi il tiro di Frigerio a lato di poco. No, le occasioni le ha avute però. Sì, però non... No, c'è stata quella fase di grosso forcing dove lì doveva saltare fuori il gol. Attenzione, Brevi. Lì doveva saltare fuori il gol. Spezza il ritmo. Così adesso diventa un po'... Lacti per 26 Boccia che va, ma viene fermato il gioco per una rimessa laterale. Era uscito il pallone. Marino per Martic. Giù la palla, via. Profondo per Sené, corto il pallone, però Sené si stava lanciando ma esce in copertura il difensore. Poi Martic, perché Lecco ha guadagnato la rimessa laterale. Martic dietro per Marrone, Critta, poi Cavallini, si torna da Critta, Marrone, Martic. Sì, diciamo il registro della partita non è cambiato. L'ultimo quarto d'ora è successo veramente nulla. Frigerio cerca di andare, qua c'è il giallo, qui c'è il giallo per Bordo, che non era ammonito, no? Bella giocata di Frigerio che guadagna anche la punizione interessante. Frigerio è il migliore dei suoi. Punizione interessante questa perché batteremo un calcio d'angolo corto praticamente. Qui giocata
sul capitano che poi lo trattiene per un braccio. Non l'ha munito? No. L'ha munito Bordo? Era da munizione sto fallo. Non l'ho visto la munizione. No, non l'ha munito. Non l'ha munito? Cacco, come ha fatto a non ammonire? Iallo in barriera, Marino sul punto di battuta, siamo a 4-5 metri dalla linea di fondo. La battuta di Marino, secondo palo, c'è fallo. Fallo in attacco. Bisognerebbe essere un po' più Peccato intelligenti. per quella fase di forcing Che non ha portato al gol. Non ha portato al gol. Cioè, se tu nella tua fase migliore in cui attacchi, hai un rigore, l'uomo in più, non la butti dentro, ragazzi, neanche, non lo so. Anche qui Marrone in difficoltà, ha fatto un fallo inutile in attacco. Si può perdere quella partita qua. Sì, ma ragazzi, Galeandro da battere sul campo non ha fatto uno stop giusto, scrive Alessandro. Ciao Maria Grazia. Michel, se pareggiamo Volpe rimane, perdendo terminiamo questo scempio. Romano, il fatto che due dei migliori Battista di Dio sono partiti in panchina mi fa dubitare delle scelte di Volpe. ma è sicuro che se perdiamo Volpe va? Non lo so. Per me pareggiamo all'ultimo. Deni, sono auspicio. Buongiorno, che schifo. Maria Grazia, Alessandro. Ok. Tiziano, devono andare con Zappa, altro che dai tifosi dagli anni 70, ma come l'anno scorso sono barzelletta, pietà e misericordia. Ciao Gianluca, io veramente non capisco perché non ha tirato il rigore Martic, visto che tira bene le punizioni. Bravo, è vero, e anch'io sono rimasto perplesso quando ho visto Sipos. Tanto cos'è? Un calcio d'angolo, si è trovato. Speriamo almeno il pareggio, ciao a tutti. Sì, un tiro cross deviato campanile finito sul fondo, quindi angolo che andava a battere Sesto angolo Marino. per il Lecco, se non ho contato male, vicino al nostro Matteo Bonacina. E ai giocatori del Lecco che si scaldano. Marino va alla battuta, c'è un fallo in mezzo all'area, un secondo fallo in mezzo all'area, niente, non c'è niente. Tutti i giocatori dell'Ecco trattenuti a terra, non c'è niente, poi una cosa inguardabile. Ma cos'è quella roba lì? Ma cos'è? Che la sparacchia. 2-1 dell'Albino Leffe con la Propatria. Siamo all'82esimo. Pausa per noi, torniamo subito. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Forse nell'Ecco in avanti. Cavallini. Dove va? Indietro. Per Marino, l'apertura per Martic, vediamo se pensa al tiro. Sì, e c'è il palo! E palo! Come fai a sbagliare? Chi è? Cavallini. Non è credo. possibile. Non è possibile. Cavallini. Non è possibile. Cavallini a 2 metri dalla porta, calcio alto, a porta vuota, perché il portiere non ce l'ha più. Martic, conclusione, palo incredibile. Non è possibile. I Cavallini a porta vuota, alza sopra la traversa. Il rigore, quella cosa qua, colpo di testa di Sané. Riusciamo a sbagliare anche soli davanti al portiere a porta vuota, come Galeandro il primo tempo. Tanto esce Lacti ed entra Bernardi col numero 23. Impossibile. Non la buttiamo dentro neanche a porta vuota. Qui Martic, ottimo tiro da fuori, palo pieno. Che botta, ragazzi. Finisce sul secondo e palo. arriva in corsa, però lì devi buttarla dentro. I Cavallini che non Col riesce. sinistro, piattone, la prende di piattone là. No, doveva fermarsi e quasi non toccare. Secondo me doveva andare magari di ginocchio, di coscia. Doveva toccarla. No, era alta il pallone. Quindi lui ha provato doveva toccarla con qualche parte del corpo appena. Perché lui la palla era alta, lui ha provato a saltare per riuscire a dare col piede
Lì vai di petto, di coscia, di culo, di fianco, fai qualcosa, ma non così la tiri alta. Tanto Martic a terra al fallo. Non doveva proprio tirare, Comunque cioè doveva proprio farsela arrivare addosso. Uno che invece deve tirare è Martic. Anche ragazzi, Martic è positivo comunque, perché sulla sua fascia è andato spesso. Tanto 2 tiri, tutti e due un grandissimo occasione. Cioè, dobbiamo approfittare comunque di qua che abbiamo Martic, Didio e Frigerio. Dobbiamo andare di qua a giocare. Sì, c'è più qualità di quello. Martic, infatti Frigerio, il tocco per Sené che resiste, poi viene messo giù il numero 33, era già ammonito, però non ammonisce. Il 33 Boffelli è già ammonito? No. Sì. Boffelli era già ammonito, Sì. Qua Sené si gira, se ne va e Boffelli lo atterra. Ci stava il secondo giallo qua, Sì, oddio, poi 6 minuti indietro non è che conti clamorosamente, però. E poi bravo qui ancora Sené a girarsi bene, a tenere palla. Ecco, bisognerebbe capire perché probabilmente non hanno minutaggio di Dio Sené, perché sennò si spiega alla prossima io li metto subito e finché durano. Martic, ancora lui sul punto di battuta, siamo proprio decentrati rispetto a prima. C'è anche Critta. Qui dovrà andare o a giro o a mettere il pallone in area. Non penso ci stia la conclusione sul palo del portiere. Va Martic che prova a farla girare sulla barriera, viene fermata, battuta male questa punizione. Martic, Didio, palla per Marino, Marrone, Frigerio che la gira su Didio. Ha intercettato, poi Didio non riesce a fermare i giocatori dalla segnando che partono in contropiede. Attenzione, Marrone in ritardo, Iallo, Marrone molla, Iallo davanti a Furlan la prende, Iallo ancora a rete. Mamma mia. Marrone era da cambiare, eccolo. Sì. Tienilo dentro Marrone. Vabbè, Marrone addirittura ha mollato perché non ce la faceva più a un certo punto, ha mollato. Sì. Furlan ha fatto il miracolo. Proprio secco. Furlan ha fatto il miracolo, Marrone dov'era? A centrocampo ancora. Però qui è colpa di Volpe. Questo è un gol che Volpe ha la colpa piena di questo gol, perché Marrone era da sostituire. Marrone 1 contro 1 è impossibile. Poi Furlan che poteva forse fare anche di meglio, perché però quello là un po' incespicato, però se ci fosse Herman l'avrebbe detto anche lui e qui sarei stato d'accordo, poteva far meglio Furlan. Però ormai in quelle situazioni già una volta t'ha ingraziato, la seconda. Però Marrone, poverino, non è colpa di Marrone il gol, è colpa di quel coso che abbiamo in panchina che non è capace neanche di vedere quello che ha davanti agli occhi, perché Marrone era fermo da 20 minuti. Dopo quelle due cose di Marrone aveva andato. Marrone dalla prima, neanche la seconda eri già fritto, perché la prima ti aveva già segnato Lunghi. Sì. Adesso in panchina abbiamo uno che non è un allenatore, è un incapace, non sa fare niente. Cosa sa fare per Volpe? Cosa sa fare? Non imposta le partite, non dà carattere, non dà gioco, non sa fare i cambi. Anche lui ne va in tasca, quelli con le mani in tasca non è che... Ultimamente quelli con le mani ormai in tasca. ha reso anche lui dentro Shiba con le mani in tasca non funzionano. Entra una meme coin Shiba. C'era Critta e Shiba. Sì, ridiamo perché qua c'è da prendere Volpe e attaccarlo. La partita è finita, ma beh ragazzi, se non cambiano Volpe stasera vuol dire che vogliamo andare giù in Serie D. Cioè, non è che hai fatto il mercato per lui comunque adesso. Vabbè, però sono giocatori buoni. No, sono giocatori buoni. Cioè, secondo me, anzi, posso dirti addirittura che vanno benissimo anche per Baldini quei giocatori qua. Se proprio vuoi riprendere Baldini. Poi siamo Malgrati che ha il 3-5-2 per Malgrati e lo fai giocare col 3-5-2. Malgrati però non giocava a 4? Giocava anche a 3. Ma anche Baldini poi gioca col 3-5-2. Ma sì, ma puoi giocare anche coi 4. Non è un problema. Ragazzi, non è un problema di numeri. No, non è un problema. Se ne combatti in mezzo a 3 uomini, riesce a tenere palla. Frigerio per Didio laterale, palla messa fuori. Poi adesso loro giustamente staranno a terra per 2 tempo. Vabbè, ma ci sta, adesso è inutile anche stare a pensare. Hai un rigore,
ti grazia lunghi. Ti grazia la seconda volta, no, insisti e lasci Marrone, poverino, io non ce l'ho con Marrone. Marrone ha fatto anche una buona partita per i primi 60 minuti, ma era morto, è morto ed è ancora dentro. Ha perso 3 palle, è ancora dentro. 3 volte in porta. Se adesso ci vanno in contropiede, ci fanno anche il terzo. Tanto slisciata, però favoriscono Bosegia con niente da fare. Fausto che vuole intervenire. Niente da fare. Cioè, se proprio lo vuoi tenere dentro perché è fisicamente prestante e quant'altro, però devi spostare in un'altra zona del campo, lo devi spostare verso il centrocampo e dietro devi mettere in quell'occasione qua uno veloce. Ha fatto anche cioè, questo non era neanche fuori gioco perché è partito dalla sua metà campo. No, ha mollato subito sulla partenza, non l'ha mollato subito. Poi ha fatto fallo anche davanti, visto che era stanco su un angolo, ha fatto un fallo inutile. Se vi ricordate, ha fatto un fallo inutile. Eravamo in area di rigore. Però a monte c'è l'errore di Didio che perde una brutta palla davanti. E sì, va bene. No, poi Marrone è in grande difficoltà. Didio stava puntando l'area, stava cercando di saltare 2 uomini e non c'è riuscito. Però veramente a ogni errore vanno in porta, cioè è questo che io... Cioè 1 contro 2. Non puoi lasciare 1 contro 2 con uno dei 2 che è morto. Frigerio, uno dei pochi a salvarsi, Didio. Martic. Tunnel per Galeando, che anche no, ma dai! Ha tenuto dentro così perché dovevamo recuperare. Palla lenta, in area di rigore e non la stoppa. Volpe secondo me sta solo aspettando la fine e poi se ne andrà a casa sua perché sa già di essere esonerato, penso. Spero. Gritta da fuori, palla deviata, angolo. Gritta, vediamo se si avvicina, battuta breve per Martic, mancano 4 minuti abbondanti. Gritta, secondo palo, mettono fuori i difensori. Marino insegue, evita quantomeno la ripartenza, regalando la rimessa laterale. Ragazzi, ma quanti punti abbiamo fatto nel 2025? Non so, ne abbiamo fatti 2? 2 pareggi, sì, 2 pareggi le ultime 2 partite perché per il resto... Per non parlare di dicembre. È di novembre. E di tutto il 2024. Adesso se Volpe non viene esonerato, nella conferenza dirà abbiamo attaccato. No, la panchina come vedi, manca uno in panchina. No, perché manca uno in panchina. E quindi dirà, non avevo gli uomini. No, dirà, siamo stati sfortunati, abbiamo attaccato, dovevamo meritavamo di più, quelle cose qua, dirà. Didio, dalla 3 quarti. Martic, palla per Galeando che poi oggi si scarica su Didio. Martic attaccato, non ha spazio. Gritta ancora per Martic, vediamo se pensa ancora al tiro da fuori. No, scambia con Frigerio, limite dell'area. Frigerio si entra in area, va giù, non c'è niente. Palla ancora per Cavallini che ha avuto sui piedi la palla del pareggio buttandola alta sopra la traversa. Palla dietro, Gritta, salta l'uomo, pensa al cross, no, la conclusione è alta. 93 minuti alla fine di questa partita. Incredibile. Gritta che si avvicina al punto di battuta. Gritta questa volta è solo, non c'è Martic vicino a lui. Parte Gritta sul secondo palo, direttamente sul fondo. Vabbè. Dovrei capire però cosa fanno in settimana sti qua. Si guardano in faccia probabilmente. Vabbè. Boseggia che comunque sugli scudi un paio di buone parate. Se esonerato Volpe non dovrebbe neanche, non va in conferenza dopo la partita. Dipende se lo esonerano prima o dopo. O lo fanno come Fonseca che la manda in mandano conferenza e poi la mandano via. Un'ora andano via. Però
No, mi aspetto anche cose così, oppure fanno con silenzio stampa, come domenica scorsa. Silenzio stampa, non si presenta nessuno e via. Rispetto per i giornalisti, rispetto per i tifosi e via andare. Tanto si sta squagliando il recupero senza un input, un segnale decente. Cavallini... No, la partita ormai è finita. Calma piatta completa. Calma in tutti i sensi, perché sono calmi i giocatori, non sono agitati, sono calmi. Guardano tutti per terra, ma anche nessuno che si arrabbia con i compagni, niente di niente. Siamo passati da meritare il pareggio a meritare una sconfitta così, secca, 2-0. E ripeto, colpa piena della panchina. Marrone per me è totalmente... Cioè, è colpevole nella situazione, ma è incolpevole perché non doveva essere in quella situazione. Arzignano che intanto giustamente non affonda il colpo. È forse il primo possesso palla che fa in tutto il secondo tempo l'Arzignano, e lo fa male, buttando palla fuori. Giusto per dire la qualità dell'avversario di oggi. Il secondo tempo penso che il possesso palla sia stato vicino al 90% per il Lecco. Cioè loro non hanno tenuto una palla, hanno fatto 3 contropiedi e uno ci hanno segnato. Aperta la palla sulla sinistra, Cavallini. Ci proviamo, ma ormai è partita, insomma, che... Ci proviamo male, perché la palla è direttamente sul fondo, fine. E finisce la partita, 2-0. Finisce 2-0, Arzignano, anche ad Arzignano il Lecco crolla. Non oso telefonare ad Albino. Telefoniamo ad Albino? Ho paura di chiamare. Ti chiedo, ho paura di se non ha sbranato qualcuno glielo sa. Sentiamo Albino, vediamo. Ci affidiamo ad Albino e alla sua filippica contro Volpe, perché qua insomma possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma principale imputato resta l'allenatore. Non c'è... Sì, l'ingenuità. Chiaro che pesano l'ingenuità dei giocatori, però... L'ingenuità di Attis fottissima. Fausto dice un po' tutto l'insieme? No, allora c'è una parte di episodi, no? Che sono determinati da chi è in campo, perché se sbagli il rigore, se ti fai espellere, che bisogna vedere il fallo, se sbagli il gol davanti alla porta da solo, se non c'è nessuno in porta, tutte queste cose qua. Poi dopo c'è una parte relativa invece alla gestione della partita, perché ormai dopo 3 o 4 ripartenze in cui Marrone, uno c'è stato graziato, secondo si sono persi via loro, la terza te la fanno, nel senso andava spostato. Poi Sipost è stato tolto perché era fuori era stralunato, quello non possiamo saperlo, però poi alla fine ti manca sempre un attaccante, che è quello che ha segnato più di tutti, perché Galeandro non era, non si sa chi era peggio dei due. Chiamiamo Albino e vediamo un po' cosa ci racconta anche lui, mentre c'è scoramento. Tra l'altro, avendo voluto cambiare anche Galeandro, non avevi niente in panchina, perché hai 3 punte, non c'è niente in panchina. Chi c'è per Galeandro? Per favore non ditemi Mendoza, per favore. Eccoci. Albino, mi senti? Vediamo se ce l'abbiamo. Stefano, mi senti? Mi senti? Sì, adesso ti sento, Albino. Allora, disastro totale, Albino. No, certo. Allora, guarda, ti anticipo tutte le tue disamine dicendo quello che dirò adesso all'allenatore in faccia e poi me ne vado fuori dalle balle dopo un secondo. Partita indecente, no? Gestione tecnica indecorosa, rimane soltanto un altro aggettivo, la dignità. La dignità preverrebbe che prende la valigia fuori dei coglioni, perché questo è peggio tutta la vita di Baldini. Ma non lo vede neanche Baldini questo. E quando lo dicevo io, c'era qualcuno che diceva che era Baldini di qui, Baldini di là. Con Baldini avevamo 15 punti in più, oggi eravamo già saldi. Lo dico io. No, sono d'accordo con te. Una vergogna, perfino uno che non ha mai giocato a calcio come me capisce che nel primo tempo, quando sono rimasti in 10, metti la seconda punta, metti sto Sene, no? E vinci la partita. E poi soprattutto altri errori, Albino. Marrone non era più in condizione di stare lì dove era, perché ha sbagliato nell'1 contro 1, lo saltavano sistematicamente. Cioè anche lì la panchina deve vedere e fare qualcosa in quelle situazioni, no? Nella ripresa. Certo.
Quindi poi dopo ci si mettono, ovviamente ci abbiamo messo di tutto del nostro per non segnare, per non pareggiarla. No, ma poi ascolta, questi qui sono campi difficili anche dal punto di vista ambientale, no? Cioè io ho dovuto dividere un ragazzo di Lecco che si stava menando con uno di Napoli perché quello di Lecco diceva che è squadra di merda a Lecco e questo capitolo diceva a quell'altro, ma è una roba da pazzi, no? Ma sono cose che succedono, però ti dico, certo. Cioè, qui vieni alla festa del paese dove ti fanno la festa in 3 secondi, no? E chi non capisce queste cose, mi stupisco di uno come Volpe che ha giocato a calcio, ha giocato su campi di questo tipo in Serie D, in Serie C, no? E non lo sai prima. Esatto. Facciamo 2 trasferte, pareggiamo all'ultimo minuto quasi con la Triestina e perdiamo qui 2-0, ma roba da pazzi. No, roba da pazzi. Ci aspettiamo insomma un cambiamento, vediamo se ci sarà entro sera. No, io dico che se non cambia un allenatore qui andiamo alla deriva. Scusa, quanti punti ha fatto questo qui? Pochissimi, io mi ricordo i 2 pareggi negli ultimi, poi forse 2 pareggi e una vittoria. 10 punti, mi dice Paolo, 10 punti in 15 partite forse, una roba del 10 punti in partite, uno se ha un minimo di dignità e non muore di fame a casa sua si dimette, cazzo. Sì, perché poi gli ha cambiato tutto, io adesso lo dirò, io adesso gli dico, scusi, la dignità non c'è più, manca il terzo aggettivo, dignità, non c'è, me ne prendo. Anche perché non si è visto, cioè capisci, se si vedessero dei progressi continui dici, però sai, la squadra sta progredendo, invece qua è un disastro continuo, al di là dei punti che non ci sono. Allora, oltre che sul progredire magari potrei non essere completamente d'accordo, però su certi aspetti tecnici, per esempio i cross tutti sbagliati, ragazzi. Sì. Ma possibile che su 10 cross ne sbagli 11? Ma poi anche l'emblema, un po' il rigore calciato da Sipos è un po' l'emblema di questa squadra, no? Io quando l'ha calciato ci sono i testimoni, l'ha detto stampa dell'Ecco, a cui ho detto adesso mi giro perché questo rigore lo sbagliamo, lui mi ha detto difatti sì, è un disastro. Dai Albino, ti lasciamo lì alla sala stampa. Guarda, poi mi torno indietro, mi faccio onestamente questi 170 km che mi sono rotto i coglioni di vedere cose di spettacoli di questa portata. Fateci sapere cosa succede, Albino, se succede qualcosa da breve. Ma adesso lo capiremo da quello che dice lui, se arriva. Perché hanno espulso anche l'altro fenomeno, Minadeo. All'intervallo, sì. Disastro. Quanto? 16 partite e 10 punti è il dato ufficiale. 16 partite e 10 punti è una media retrocessione. Assolutamente sì. Va bene Albino, dai, grazie mille, buon rientro da dopo. Grazie a voi, ciao, settimana prossima. Scusa, volevo solo, visto che me l'ha dato lo spunto che è Dennis. No, Dennis. Neanche Malgrati. Cioè, Malgrati in Serie B ha fatto più punti nelle stesse partite. Sì. Disastro, ragazzi, chiudiamo con voi. Credo, adesso non mi ricordo. Chiudo con voi. C'è solo una cosa da fare. Non ne vedo altre, Rinaldo. Il primo tempo è emblematico del fatto che secondo me va cambiato l'allenatore. Il primo tempo. Poi il secondo tempo abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo rispetto anche all'avversario che si è difeso a oltranza e non siamo riusciti a fare un gol che meritavamo per dei meriti nostri, cioè non meritavamo un gol ma per dei meriti nostri. E dopodiché abbiamo preso il contropiede con il fatto che l'allenatore ulteriormente non ha visto la situazione di Marrone in difficoltà. Quindi se io abbino il primo tempo, quello che ho visto nel primo tempo, una squadra che non costruiva niente, buttava su palloni, erano fermi in campo sulle varie posizioni eccetera, più quella svista lì tecnica dietro per non sistemare quella situazione, se metto insieme queste due cose il dito veramente può essere puntato contro l'allenatore. Dopodiché, ripeto, la mezz'ora che abbiamo fatto nel secondo tempo per cercare di fare il gol è stata meritevole, ma del gol stesso, ma non siamo riusciti a farlo e per dei meriti nostri, per dei meriti della squadra. Un altro elemento che ho visto, i giocatori nuovi, ecco, ho visto qualcosa nei giocatori nuovi, ma più secondo me per spirito di adesso ti faccio vedere chi sono, cioè nel senso sono appena arrivato e quindi ti faccio vedere chi sono, non per merito di un contesto. Certo, no, sono d'accordo con te. Basta, questo è quello che avevo da dire io. Stefano, secondo te? No, volevo solo, il discorso mi piace perché il primo è stato tutto, diciamo, quando scrivi una tesi, no? Nel primo hai messo l'introduzione, hai messo la teoria, hai spiegato quello che farai,
nel secondo hai le conclusioni e gli atti che hai fatto. Cioè nel primo ha spiegato tutto, nel secondo ti ha fatto vedere che i nuovi non ancora inseriti sono gli unici che giocano un po', perché probabilmente non sono ancora stati influenzati da lui. Esatto. Fanno delle ingenuità clamorose, degli errori tecnici clamorosi, quindi vuol dire che in settimana non ti alleni. E il secondo gol è pienamente colpevole la panchina, perché non ha visto, come dicevi tu, la situazione tecnica e come diceva Fausto, di un giocatore che non ce la faceva più, o lo sposti o lo cambi perché gli slot ce li avevi. Quindi nel primo tempo hai introdotto tutta la situazione, nel secondo hai fatto tutte le tue stupidate, tutte le hai dimostrate, tutte le tue capacità. Hai confermato, cioè nel primo tempo una squadra diciamo senza idee di impostazione, confermate poi dal secondo tempo da tutti gli altri del secondo. Esatto. Nel secondo hai proprio fatto tutto quello che non doveva fare, non doveva esserci. E Albino parla giustamente due volte, l'ha detto dignità, perché dignitosamente dignità sono la stessa cosa. Però a parte questo, nel calcio non si dimette più nessuno. Sì. Nel calcio non si dimette più nessuno, quindi l'unica cosa seria da fare è società in conferenza stampa dire solito grazie Volpe, perché ha ringraziato anche l'ultimo dei topi che passano giù nel Riva al Lago ancora un po'. Le nutrie. Arrivederci. Siamo in chiusura, ragazzi, salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito. Mai più rivederci. Vediamo, pomeriggio amaro. Seguite su LCN Sport, naturalmente poi entro sera tutti gli sviluppi. Grazie mille a Rinaldo Maglia e a Stefano Renati. Ciao ragazzi, grazie a Fausto Riva in regia, con Benedetta e Paolo che ci hanno seguito. Vi salutiamo, buona domenica e ci rivediamo noi per la partita domenica prossima per Lecco Pro Vercelli. Ciao! Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.